Buonasera a tutti, grazie se prendete posto. Eccoci, allora benvenuti all'Assemblea di Confindustria Verona. È per me la prima volta dal vivo e sono anche emozionato ovviamente a vedere questa grandissima folla e quindi mi fa molto piacere. Ovviamente non sono io che deve fare gli onori di casa, perché siamo in casa di qualcun altro, e allora chiamo qui a fianco a me il Presidente Federico Bricolo, il Presidente delle Fiere di Verona, e il Sindaco Damiano Tommasi, che adesso non riesco a vedere, ma so che c'è. Eccolo qua. Bene, così ci danno un loro saluto. Grazie Presidente, benvenuti a Verona Fiere, grazie Presidente Boscaini per aver scelto per questa Assemblea di Confindustria Verona i padiglioni delle nostre fiere. Questa è anche sicuramente casa vostra. Ricordo che tutte le manifestazioni fieristiche che fa Verona Fiere, che sono nate e cresciute nel tempo grazie alla spinta, alla determinazione, alla tenacia, alla lungimiranza, alla visione degli imprenditori veronesi, e sono nate sui territori veronesi, nei nostri distretti produttivi. Dunque questo sicuramente, tanto di quello che c'è qui dentro è grazie all'attività che hanno fatto le imprese veronesi negli anni, in tanti anni, perché ricordo che la prima manifestazione fatta da Verona Fiera è del 1898, che era Fiera Cavalli. Fiera Cavalli che è cresciuta nel tempo, che è diventata la fiera numero 1 al mondo nel settore equestre, come anche nasce dal territorio veronese Marmomac, che anche questa è la fiera più grande al mondo nel settore del marmo e della pietra naturale. Quest'anno abbiamo avuto una manifestazione davvero molto importante, sono arrivati a Verona qui in fiera operatori e visitatori da 120 paesi del mondo a dimostrare quanto questa fiera sia cresciuta nel tempo grazie a un apporto costante e continuo con gli imprenditori, soprattutto veronesi del marmo, che ci danno consigli, che ci danno stimoli, che fanno proposte. Vinitaly, un brand conosciutissimo in tutto il mondo fieristico italiano, europeo, ma nel mondo, fra i più importanti. Dunque tutto questo nasce proprio grazie a voi. E dunque per noi è davvero un piacere essere qua con voi, vi ringraziamo, come è giusto anche ringraziare però chi è arrivato anche prima di voi a gestire, visto che molto spesso le aziende hanno anche una storia familiare, i vostri genitori, i vostri nonni, che appunto tornando indietro negli anni sono quelli che hanno fatto partire tutta questa attività. E dunque un grande grazie. Due parole sul mondo delle fiere, visto che il tema è questo, visto che siamo qui dentro e visto anche che il 50% dell'export italiano, del Made in Italy, viene venduto all'estero. Gli studi di settore dicono che passa dal mondo fieristico. C'era la paura di un ritorno in presenza dopo 2 anni di emergenza Covid, dopo le restrizioni del Covid, un 2020 con le fiere chiuse, un 2021 con tutte le restrizioni del caso, e invece questa paura è stata smentita dai fatti. Abbiamo avuto davvero tanta voglia di tornare in presenza, le manifestazioni sono andate tutte bene, l'ultima Fiera Cavalli si è conclusa con un sabato, ricordo i numeri del sabato, che hanno avuto un 20% in più delle presenze del 2019, che erano già state un record. Dunque c'è stato veramente un rimbalzo. Ovvio che abbiamo tutti la preoccupazione nei mesi a venire, l'aumento dell'inflazione, i costi dell'energia, le tensioni internazionali, ma possiamo solo che rimboccarci le maniche e cercare di affrontare tutti insieme questo momento, e sarà anche importante sentire poi tutti gli interventi che verranno fatti, che sicuramente tratteranno anche in maniera molto qualificata questi argomenti. Dunque, grazie ancora di essere qua e un in bocca al lupo per le vostre attività. Grazie. Grazie, eccoci. Grazie Damiano. Buonasera a tutte e a tutti, grazie dell'invito. Fin dal primo giorno del mio pensiero, diciamo, di partecipazione politica a questa città ho sempre avuto l'impressione di avere una grande responsabilità. Quando si è concretizzata poi l'elezione, a maggior ragione, perché credo che uno degli obiettivi primari della nostra città sia quella di pensarsi all'altezza della propria imprenditoria. Abbiamo la fortuna di avere sul nostro territorio una classe imprenditoriale, un'attività e una produttività che
che fa invidia a tanti altri territori, e essere come amministrazione all'altezza di questo sicuramente è una bella sfida, è una grande sfida. Abitualmente in campagna elettorale mi dicevo di non fare metafore calcistiche, ma questa metafora mi piace farla. Un grande allenatore che chi segue il calcio conosce, che è Pep Guardiola, un giorno spiegandomi il gioco del Barcellona mi raccontava, a me che ho fatto della corsa, diciamo il mio caposaldo della mia attività, mi diceva che nella sua squadra tutti corrono 20 metri. Se qualcuno corre di più vuol dire che qualcun altro sta correndo meno. Ecco, questa metafora per dire che la politica in generale spesso non fa i suoi 20 metri e spesso la classe imprenditoriale ne sta facendo 40, 60, 80. Credo che la sfida per me personale, per Verona, la città ha tutti i mezzi per poter fare politicamente i suoi 20 metri e dare supporto a quello che la vostra classe, la classe imprenditoriale, produttiva, sta dando. In questo credo che spesso alcuni dettagli, alcuni aspetti della comunità non vengono adeguatamente valutati come parte di quei 20 metri. Mi riferisco alla qualità dell'aria, alla qualità della vita, alla qualità della mobilità, la qualità abitativa, tutti aspetti su cui la politica può e deve fare di più e che sicuramente fanno parte di quella attrattività della nostra città, che non riguarda solo l'attrattività verso i turisti o verso le persone, ma anche verso gli investimenti, e credo che abbiamo un buon terreno fertile su cui seminare. Mi auguro che la nostra amministrazione, ma tutti insieme, facendo ognuno i suoi 20 metri, riusciamo a dare ancora più energia a questa città. Bene, allora grazie al Presidente Bricolo, grazie al Sindaco Tommasi. E adesso con queste belle premesse possiamo iniziare i nostri lavori. Grazie. Cominciamo con una storia. È una storia medievale, una storia molto antica. È conosciuta come la storia dei 3 spaccatori di pietre e fa più o meno così. C'è un pellegrino che sta percorrendo la sua strada e incontra 3 uomini, 3 spaccatori di pietre. Stanno lavorando a dei grossi massi, delle grosse rocce. Quindi si ferma, incontra il primo e gli chiede: cosa stai facendo? E questo gli dice: sto spaccando una pietra. Sono anche molto arrabbiato, sono stanco, voglio ritornare a casa. Poi il pellegrino passa al secondo uomo e gli chiede la stessa cosa: cosa stai facendo? E questo gli risponde: sto costruendo un muro, però non mi va di farlo in realtà, lo faccio solo per mantenere la mia famiglia. E poi il pellegrino si sposta dal terzo uomo e gli fa la stessa domanda: che cosa stai facendo? E questo gli risponde: sto costruendo una cattedrale. Questa è una piccola grande storia che racconta di una visione, e mi piace immaginare che quello spaccatore di pietre avrebbe potuto rispondere con una frase simile, ma non del tutto identica, che era: sto costruendo una città, perché Verona è una città che è nata proprio così, con una visione. E quello spaccatore di pietra non rappresenta certo un singolo, un uomo solo, un singolo momento, ma una serie di figure fondamentali, vissute in epoche diverse, come Michele Sammicheli, ad esempio, anticipatore della Verona del futuro, dal momento che dal suo disegno partono le linee che tracceranno poi la città che verrà. Da fine 800 e primi 900 uomini illuminati hanno costruito la Verona manifatturiera di oggi, che grazie a grandi scelte architettoniche e di sviluppo urbanistico hanno disegnato i percorsi di crescita e di sviluppo della Verona di oggi.
Il 1866 è l'anno della rivoluzione. Verona si apre al futuro e al rinnovamento con l'annessione al Regno d'Italia. Sono gli anni di imprenditori ancora illuminati, amministratori coraggiosi. C'è una nuova energia in città. Sono gli anni del sindaco Giulio Camuzzoni e di tutti gli uomini che insieme immaginano i cambiamenti e i progetti che sapranno modificare il destino delle persone e il volto di questo territorio. All'inizio del XX secolo Verona è una città nuova, è una città dalla bellezza abbacinante, ereditata dal passato, forse proprio dall'abilità di scolpire di quello spaccapietre visionario della storia iniziale. Ma Verona è anche una città che ricerca in nuove forme della tradizione il proprio disegno. Nuovi quartieri, nuove fabbriche, nuove funzioni urbane. È una città di case girevoli, di fabbriche del ghiaccio, di treni che raggiungono il mondo, di musei di cemento e ferro, di macchine. Un territorio di energia e acqua, di vigneti e marmi, di ponti di pietra e di cemento. Ma la Verona del futuro è soprattutto una città inclusiva, sicura, duratura e sostenibile. Un luogo in cui i giovani vivono e prosperano insieme alla città, così da generare innovazione e valore per tutti. Un luogo in cui c'è un sistema universitario dinamico e aperto al mondo. Verona ama i propri giovani e punta molto su di loro, i dati parlano chiaro. La popolazione giovanile della città è in crescita e con essa crescono le possibilità di pensare il futuro della città. Verona è suddivisa in 8 circoscrizioni, 23 quartieri. La sua forza è quella di essere una città diffusa. I suoi quartieri sono già realtà a misura d'uomo, con una forte identità. È il modello del borgo futuro, della città dei 15 minuti. Una città a misura d'uomo che fa rete aprendosi al mondo, superando il concetto di periferia e non rinunciando mai alla propria tradizione. Costruire una città a misura d'uomo che inglobi la tecnologia come strumento a servizio della qualità, senza diventarne schiavi, ma intelligenti dominatori e utilizzatori. Con la convinzione che immaginare da soli è sognare, mentre immaginare insieme è costruire una cattedrale o ancora meglio, una città. Ancora benvenuti anche da parte mia, io mi chiamo Matteo Caccia, nella vita raccolgo e racconto storie, lo faccio in una radio non casuale, la Radio 24, ogni giorno alle 15 e sono felice di essere qui a raccontarvi, a cercare di raccontare una storia, che è la storia di questa città attraverso le persone che saliranno su questo palco. E quindi, visto che abbiamo già cominciato un po' in ritardo, io non voglio rubarvi altro tempo e chiedo di cominciare questo racconto di questa assemblea di Confindustria Verona che si intitola Costruire intorno ad un pensiero, il presidente di Confindustria Verona, Raffaele Boscaini. Presidente, benvenuto. Grazie Matteo. Quello è il suo posto. Presidente, abbiamo visto questo racconto, questo video in cui ci racconta la città, l'abbiamo rivista, insomma, dà anche una certa emozione. Che cosa la ispira, cosa le fa pensare questo racconto? Mi fa pensare che tocca a noi. E diciamo che dalla lezione appunto di una visione del passato che si trasforma poi in una realtà duratura, questo significa che proprio tocca a noi avere appunto una visione, un pensiero che dia coerenza alle cose che facciamo, perché diventi a sua volta un'eredità, perché non possiamo vivere solamente consumando l'eredità che abbiamo ricevuto. Io immagino che lei stia pensando a Verona 2040, che è un progetto nato 2 anni fa e che ha lanciato Confindustria Verona, giusto?
Esattamente, sto pensando proprio a quello, è il progetto che stiamo costruendo insieme, tra l'altro ci tengo a sottolinearlo, con i colleghi di ANCE Verona, ma insieme anche a tanti stakeholders che in questo progetto hanno messo qualcosa, si sono dati da fare. È per questo che io considero il progetto Verona 2040 veramente un'impresa di tutti. È un progetto che ha due anime, una parte diciamo di analisi, quindi di visione di quello che il nostro territorio è, di fatto proprio una fotografia del nostro territorio, e poi anche una raccolta di tutte delle tante, moltissime iniziative che in questo territorio sono portate avanti. Diciamo che può essere considerato un punto di partenza per fare una riflessione, per appunto generare un pensiero su di noi. Adesso però bisogna fare un passo avanti, anzi due passi avanti paralleli. Cioè, cosa intendi? Cioè, da una parte dobbiamo continuare a monitorare appunto il nostro territorio, come si muove e cosa sta succedendo. Dall'altra dobbiamo appunto fare questo passo avanti nel costruire una visione, un pensiero, e questo dobbiamo farlo tutti insieme. Che poi è il titolo dell'incontro di oggi, è il motivo per cui siamo qua, a costruire intorno ad un pensiero. Esattamente, proprio nell'immaginare questo titolo abbiamo pensato a un pensiero rotondo che dia coerenza a delle azioni che vedo un po' più quadrate, ecco, anche perché la grafica. Però ancora una volta bisogna pensare insieme, è stato detto anche prima, pensare da soli porta a sognare, pensare insieme porta a costruire. Che è un bel pensiero filosofico, che quasi non ci si aspetta da un'assemblea di Confindustria Verona. E invece io dico di sì, perché sì, è filosofico, ma non troppo, perché se ci pensiamo, appunto, pensare è nel DNA di un'associazione. Ci si unisce per pensare e dopo ognuno del proprio fa, ma ci si unisce per pensare. E io e i miei colleghi del Consiglio di Presidenza abbiamo pensato molto appunto in questi mesi e abbiamo ragionato sul fatto che noi imprenditori tutti i giorni immaginiamo delle cose che non esistono e le produciamo e le facciamo. Diciamo, interpretiamo i segnali che ci vengono dal contesto, dall'ambiente, dalle persone, dal mercato, e le trasformiamo in progetti. Questo insomma testimonia una cosa che tutti sappiamo, tutte le persone qui presenti vivono sulla propria pelle, il fatto che l'imprenditore è una sorta di campione del pragmatismo. Tra l'altro questo me lo raccontava mentre arrivavamo, alla fine questa scenografia che abbiamo intorno a noi o di fronte a chi è seduto rappresenta un po' quello, no? Questi tubi innocenti hanno a che fare con la costruzione, con il progettare delle cose e metterle in pratica, giusto? Assolutamente, dicevi campioni del pragmatismo, io dico campioni nel trasformare le idee in fatti, anche questi, eccoci. Quindi mi sembra che soprattutto nel giorno d'oggi ci sia quasi un certo pudore nel dire che mi occupo anche del pensiero. Siamo sempre molto concentrati nel fare e sembra che pensare sia una perdita di tempo, e invece no, assolutamente no. Se non si pensa non ci si abbandona alla successione delle cose, però certamente da qualche parte c'è qualcuno che pensa per noi, e quel noi vorremmo essere proprio noi. In tutto questo, Presidente, la politica come potrebbe aiutare? Cosa dovrebbe fare? Oltre a pensare, dovrebbe aiutare a pensare gli imprenditori o i cittadini in generale? Sì, tuttavia mi sembra che la politica sia anch'essa un po' vittima di questo pragmatismo a oltranza. Lo abbiamo visto anche nell'ultima campagna elettorale, tanti slogan, tante promesse, tante soluzioni facili a, diciamo, problemi importanti e complessi, e non ho visto chiara una visione, un progetto di ampio spettro. E mi rifaccio a quello che ha suggerito qualche anno fa Benedetto XVI. Diceva che bisogna assolutamente tornare il pensiero, lasciar perdere il fare a tutti i costi. Fermati e pensa, aveva detto. È un bellissimo suggerimento. E noi qui oggi in fondo lo faremo anche grazie agli ospiti che sono stati invitati, no? Cercheremo
in qualche modo di recuperare, di fare un passo, non so se indietro, avanti o accanto, però sul pensiero proprio. Sul pensiero sicuramente avanti, è proprio questo l'obiettivo e gli ospiti di oggi ci aiuteranno a capire come una tendenza totalizzante come la digitalizzazione possa e debba anzi essere governata dall'uomo. Con la professoressa Taddeo parleremo di intelligenza artificiale e di etica. E con il professor Ratti invece faremo un esercizio un po' diverso, ci aiuterà ad astrarci dalla gabbia del presente per salire e immaginare come saranno le città del futuro e quindi anche la nostra città. Guardando appunto questa visione futura avremo l'occasione di vedere cosa ci piace e non ci piace, cosa ci serve o cosa è meno adatto alla nostra città. Tutto questo per fare delle scelte consapevoli. Insomma, possiamo dire che a tutti gli effetti il cuore di questo racconto di questo pomeriggio è l'essere umano, è l'uomo. Eh sì, proprio l'uomo al centro, i suoi pensieri e le sue azioni, purché appunto questo uomo ritrovi la voglia e dedichi tempo al pensiero. Però, Presidente, i passi avanti erano due. Lei ha detto, dobbiamo fare non uno ma due passi avanti. Ne abbiamo fatto uno, facciamo l'altro. Certo, il passo avanti ci porta proprio a capire come sta cambiando il territorio rispetto a 2 anni fa. Questo ci consente anche di agire consapevolmente. Allora, adesso che abbiamo dati di più anni, vediamo proprio un film, non una fotografia puntuale. E i dati servono proprio a questo. Tutto ciò che non è misurabile non è migliorabile. A proposito di dati, se sei d'accordo rimarrei sui dati riguardanti proprio la ricerca e lo studio che riguarda Verona 2040, che so essere abbastanza complessi, però già tracciano delle linee, no? Già hanno delle evidenze abbastanza importanti. Abbiamo dei dati assolutamente rassicuranti. Verona è una città che migliora nettamente la sua competitività globale e questo è un indice importante perché è formato da 100 variabili e Verona non solo è tra le prime 50 appunto nel ranking nazionale, ma da 13ª provincia è passata al 6º posto appunto, e le città del Veneto non sono messe male per niente, sono tutte sostanzialmente entro i primi 30 posti. Ma qui voglio anche dire una cosa importante, non stiamo facendo una classificazione, una gara, è piuttosto la volontà di darci ancora più motivazione. Eccoci. Quindi, se capisco bene, abbiamo capito che i dati sono complessi e sono difficili da raccontare, però facendone una ce li abbiamo, perfetto. Facendone una sintesi noi riusciamo a dire quali sono le direzioni che sta prendendo la città. Allora sì, sono delle direzioni che hanno appunto un risultato prezioso. Allora, Verona cresce demograficamente. 2 anni fa era solo una previsione, ci auguravamo che crescesse, ma sta seguendo questo trend. È tra le 10 aree demograficamente più vivaci d'Italia. Ha un saldo migratorio positivo. Ci sono tanti giovani, ci sono molti più giovani laureati di 2 anni fa. Ha un mercato del lavoro dinamico con un tasso di disoccupazione inferiore alla media nazionale, 4,8, e quindi anche qui è fra le 10 province italiane più virtuose. Per i più giovani il tasso di disoccupazione è anche questo tra i più bassi in Italia, al 6º posto. Ma sono anche pochi, e in conseguenza di questo sono anche pochi i giovani che sono senza occupazione e che non sono impegnati in un percorso formativo, ed è un risultato importante, anche se ci crea qualche grattacapo perché non ci sono giovani da far lavorare nelle nostre imprese. E poi è migliorata la competitività economica, è al 7º posto in Italia come luogo dove fare impresa, ed è migliorata tantissimo dal punto di vista dell'innovazione, ha colmato un deficit enorme, era al 39º posto, ora si ritrova al 7º posto. Così come è migliorato il welfare e la qualità della vita, che porta Verona dal 34º al 18º posto. E poi, lo sappiamo bene tutti, il turismo rappresenta sempre un asset fondamentale per la nostra città. Insomma, si sta bene a Verona, non si può dire
diversamente. C'è però qualcosa che si può migliorare ancora, secondo lei? Sì, infatti è su questo che dobbiamo concentrare veramente i nostri sforzi. Porto alcuni casi: la partecipazione al mercato del lavoro da parte delle donne è ancora bassa, e sono ancora pochi i servizi per l'infanzia, e ho tutta l'impressione che questi due dati si parlino molto l'uno con l'altro, siano particolarmente concatenati l'uno all'altro, e devo dire sono tutti e due aspetti che sono fattori importanti di attrattività per la nostra città, perché appunto chi ha voglia di venire sul nostro territorio guarda anche queste dinamiche. E poi c'è un campo a cui tengo molto, ed è anche molto ovviamente necessario, oltre che attuale, ed è legato alla sostenibilità, che va dall'economia circolare fino alla mobilità sostenibile. Senta, questi risultati, Presidente, sia quelli positivi sia quelli che possono essere ulteriormente migliorati, offrono sicuramente, diciamo, un contributo che è molto importante per la comunità. Però possiamo dire che danno anche una sorta di monito alle istituzioni. Sì, tuttavia non voglio trovare appunto un noi e un loro, dividerci. Parliamo di noi, prendiamoci anche noi il nostro carico di impegno che dobbiamo metterci. Allora, anche dalle immagini iniziali e dal bellissimo commento che ci è stato proposto, abbiamo visto come appunto le generazioni precedenti, con uno spirito veramente coeso, hanno immaginato e portato avanti la costruzione di una Verona del Novecento, e tutti avevano la medesima visione. Allora noi, anche col progetto Verona 2040 e anche con questa assemblea, vorremmo che tutti avessero almeno le medesime informazioni e la stessa consapevolezza. Dopo, allora, se andiamo sul capitolo delle istituzioni, è vero, le istituzioni hanno la responsabilità e anche la possibilità di guidare lo sviluppo del nostro territorio. Ma credo che la collaborazione fra pubblico e privato, fra cittadini e imprese, possa contribuire al benessere della nostra comunità, con il lavoro, con l'impresa e anche con delle buone idee. Se penso a un passaggio del visionario Kofi Annan, ancora negli anni 90, un incontro di Davos, ha appunto sostenuto quanto un'alleanza fra pubblico e privati possa essere un grande out-out per costruire la prosperità. Individuava appunto la business community e la civil society come un tutt'uno che possano portare prosperità, ed è un tema assolutamente attuale, lo sapete tutti. Presidente, a proposito di istituzioni, quindi possiamo dire che il Presidente Zaia troverà un'accoglienza molto positiva in sala? Ma io penso proprio di sì, per più di un motivo. Tutti abbiamo presente il suo impegno e i risultati anche nel tenere la bara al centro durante i tragici momenti della pandemia, ma ancora di più perché ha sempre dimostrato di sapere ascoltare molto tutti, e comprese le imprese. Noi, se guardiamo noi industriali, non è che siamo un bacino di voti così appetibile, però noi siamo capaci di creare lavoro, ne creiamo tanto, e siamo piuttosto un bel bacino di idee, e un'istituzione intelligente, un politico intelligente che sa guardare oltre, capisce che le idee contano molto, e quindi io sono felice che Zaia abbia accettato di essere qui tra noi quest'oggi, e sono anche certo che farà tesoro delle nostre idee, e forse ci ragionerà su, come dice sempre lui. Ma mi permetto di scherzare appunto con Luca, perché ci lega un rapporto di stima reciproca. Senta, invece torniamo un po' alle evidenze di cui parlavamo, no? Il confronto tra il 2019 e il 2021, insomma, queste evidenze che sono emerse. Lei si può dire soddisfatto? Si può fare ancora tanto? Cosa si può fare ancora?
Sì, sono soddisfatto delle evidenze di quello che abbiamo visto da questi dati, ma sono anche consapevole e mi piacerebbe poter dare un contributo che va oltre appunto le analisi e quindi ci sono effettivamente delle azioni ed alcune cose che possiamo fare soprattutto nel campo della sostenibilità. E quindi credo che siano iniziative che possiamo definire laboratorio per ora, ma che possono veramente attivare un meccanismo di emulazione e quindi diventare appunto coinvolgere tante imprese e di conseguenza il nostro territorio. Se parliamo di mobilità sostenibile, entriamo nel campo del risparmio energetico e anche della transizione energetica. Allora, un dato che ci ha fatto pensare è quello che nel 2030 i veicoli elettrici saranno molti di più di adesso e la loro ricarica avverrà per il 95% dei casi o a casa o sul posto di lavoro. Ecco che quindi stiamo ragionando con le imprese affinché si dotino per i propri collaboratori di questo tipo di tecnologia, dei totem per la ricarica. E allora se consideriamo anche qui il potenziale di 2000 imprese associate alla nostra Confindustria che impiegano 70.000 persone, vediamo che è già una bella fettina di problema, non dico risolto, ma sicuramente si va avanti. So però che non è solo questo, no? Lei ha in mente anche altro. Sì, sempre tra l'altro in tema di mobilità sostenibile stiamo proponendo sempre alle aziende un sistema, un metodo, un'idea per ridurre appunto anche non solo il tragitto casa-lavoro, che quello c'è poco da ridurre, se uno deve andare da A a B ci deve andare, ma diciamo anche di ridurre quello che sarebbe il tragitto per andare a fare la spesa banalmente. In che maniera? Appunto invitando le aziende a dotare i loro spazi di alcuni locker e poi dove far consegnare la spesa. Questo ovviamente riduce il traffico, riduce i tempi di spostamento e quindi Verona potrebbe mantenersi in quella città dei 15 minuti che tanto ci piace e tanto è sostenibile e inoltre potrebbe anche dare una migliore relazione fra tempo privato e tempo speso nell'azienda o sul luogo di lavoro. Possiamo chiamarla altrimenti una lotta allo spreco, una lotta agli sprechi. Assolutamente, tutto quello che ha a che fare con gli sprechi è contro la povertà e in questo campo appunto che è un altro capitolo della sostenibilità, se consideriamo che in Italia la povertà individuale si aggira quasi al 15%, è vero, il Veneto è meglio, ma sempre di povertà si tratta, e lo mettiamo insieme a un altro dato, che è un dato appunto non accettabile, che il 30% della produzione alimentare è sprecata. E questo non è accettabile e noi sappiamo che già tantissime imprese del nostro territorio collaborano con questa iniziativa meravigliosa che è quella del Banco Alimentare. Ecco, noi ci siamo dati come obiettivo di farle partecipare tutte e magari anche andare fuori, oltre a Verona e parliamo di un bacino di 40 miliardi di produzione. E poi, Presidente, andando da un'altra parte, c'è la questione del lavoro. Ne parlava prima citando proprio i giovani, giusto? Sì, il lavoro che appunto è ancora un problema, trovare risorse e questo lo si attribuisce alla decrescita demografica, vero, però si può affrontare appunto con un'inclusione. Il mondo non è in decrescita demografica, lo è l'Europa, ancora peggio l'Italia. Anche qui Verona messa bene, tuttavia il contesto è quello. Allora, il 2040 prevede che in Italia ci siano 3 milioni di persone in meno, il 5% della popolazione. E quindi anche qui il Veneto, come dicevo, meglio, ma comunque siamo a un 2% in meno. Dobbiamo, penso, aprirci ad un'accoglienza intelligente, programmata e coerente con le esigenze delle nostre imprese.
abbiamo attivato un progetto con l'UNHCR, ossia l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, per far sì di avere dei giovani diciamo, rifugiati e sostenerli appunto con una formazione per poi poterli introdurre nel mondo del lavoro. È un percorso parecchio difficile, tuttavia io credo che bisogna provarci, da qualche parte bisogna comunque cominciare. Che cosa hanno in comune, Presidente, questi progetti per i quali lei candida Verona come laboratorio, diciamo così, con il coinvolgimento importante e diretto delle aziende? Beh, prima di tutto, da imprenditori sono progetti concreti, tangibili, si possono fare, ma tutti sono uniti da un pensiero e tra l'altro un pensiero molto attuale, quello della sostenibilità con l'uomo al centro. L'uomo nel senso di al centro come attore, ma anche con rispetto delle persone, di come vivono, dove vivono e questo è totalmente diciamo, coerente con l'agenda dell'ONU. Quindi le città che si configurano come laboratori di transizione sostenibile. È questo che vorrei per Verona. Però le chiederei di sbilanciarsi un po', Presidente Boscaini, dicendomi, insomma, mettendo insieme pensiero e azione, che è quello per cui siamo qui. Lei che visione ha della città di Verona? Ma io credo che Verona abbia il titolo e la capacità di essere la città che coniuga la bellezza e le competenze. Beh, la bellezza è facile, è indiscutibile la bellezza della nostra città, però anche la bellezza va mantenuta, bisogna fare manutenzione, magari investirci e magari con dei progetti coraggiosi, perché io credo che la bellezza non abiti solo nel passato, c'è una bellezza anche nelle cose contemporanee, nelle competenze che abbiamo, nella capacità di fare delle cose che facciamo adesso. E poi dal punto di vista della competenza, questo è certamente il futuro. Io penso sempre a una cosa, un episodio di qualche mese fa, l'amministratore delegato di un'importante azienda tedesca qui di Verona, la mia domanda del perché investono a Verona, e vi assicuro investono un sacco, mi aspettavo una risposta di tipo di geografia economica per la posizione, per le infrastrutture, e invece mi ha dato una risposta che mi ha subito disorientato, ma mi ha aperto una grandissima finestra verso il futuro. Mi ha detto con una sicurezza incredibile, mi ha detto perché qui ci sono le competenze e se non ci sono tornano volentieri. E questo veramente mi ha dato una grandissima visione, è proprio da qui che vorrei partire. Comunque il Paese continua ad avere un problema di fuga di cervelli, al netto del fatto che alcuni tornano, ma non tutti, no? E sì, c'è questo problema di fuga di cervelli, ma c'è anche un perché. Perché le competenze in Italia non sono premiate. Anzi, la non competenza improvvisamente sembra diventato un valore e questo mi fa un po' arrabbiare, perché sembra che questa autenticità, la genuinità, l'ignoranza è ignoranza e non costruisce e questo è un dramma per le generazioni future. Allora io vedo che abbiamo smesso di investire nella nostra scuola. L'Italia investe il 3,9% del PIL in istruzione, la Francia il 5,8%, la Svezia il 7% sostanzialmente. E quindi il nostro sistema educativo è stato anche il grande assente dal dibattito elettorale. Non ne ha parlato nessuno, non ne ho sentito parlare. E cosa c'è invece di più importante di assicurarci il futuro se non investire sulle persone, sui nostri ragazzi? Lei a questo punto che cosa pensa? Cosa farebbe? Ha un'idea? È un'idea che ha già anche il suo progetto, mi viene da dire, un PNCC, un piano nazionale di competenze e conoscenza, che come il PNR potrebbe avere una visione ampia ed essere veramente un progetto ambizioso. Peraltro
già verificato, ci sono anche le risorse, perché ci sono i fondi non utilizzati del Next Generation UE e si parla di mal contati 100 miliardi. Ecco, allora con un piano veramente studiato si potrebbe fare richiesta e avviare un rinnovamento, forse proprio un rinascimento del nostro sistema educativo. E questo darebbe ai nostri giovani un segnale veramente che si investe su di loro e quindi anche di autostima banalmente, ma poi anche alle loro stesse famiglie e anche a tutto il sistema scolastico in generale, anche agli insegnanti. Però anche qui voglio che ci mettiamo dentro anche noi. È una cosa appunto che per farla funzionare ha bisogno di questa collaborazione pubblico-privato di cui parlavo prima, una direzione di un grande piano che sia duraturo, veramente la dobbiamo pensare insieme. Insomma, quindi lei metterebbe ancora al centro, ancora una volta, l'essere umano, l'uomo, le persone, no? La bellezza e le competenze, alla fine di questo parliamo. Sì, fare proprio questo, cioè una visione di tutti, non solo degli imprenditori, ma appunto che abbia un'ambizione che possiamo condividere veramente tutti. Però in realtà, Presidente, nella nostra chiacchierata, nella nostra conversazione che abbiamo fatto fino a qua, non abbiamo ancora toccato un tema importante che probabilmente immagino le persone in sala si domandino e sono i problemi che affliggono le imprese. È vero, non abbiamo parlato sostanzialmente, ma perché li viviamo tutti i giorni, li soffriamo, siamo in ansia, siamo preoccupati, ma oggi appunto, come avrete capito, volevamo andare un po' oltre. Noi veniamo da una crescita che nessuno si aspettava dopo la pandemia, questo quasi miracolo, pensavamo fosse impossibile. Adesso ci troviamo di nuovo in frenata, impantanati in una crisi energetica globale, con una carenza di materie prime e un'inflazione galoppante, la cosiddetta tempesta perfetta. Ma anche qui non dobbiamo accontentarci delle risposte alla congiuntura puntuali, sono importanti per carità, ma non devono distogliere il pensiero e l'energia a pensare, appunto, a guardare avanti. Cioè le soluzioni di questi problemi sono sui tavoli del governo e dell'Europa, e l'Europa deve ritrovare la stessa coesione, la stessa compattezza che ha portato a fare questo miracolo di cui parlavamo prima, durante la pandemia. E quindi io credo anche che bisogna guardare la dimensione europea, perché i nostri paesi da soli, nessuno si salva da solo, sono anche piccoli e quindi con la dimensione europea possiamo dire la nostra nel complesso sistema appunto anche delle speculazioni, mi viene da dire, delle grandi superpotenze, e il governo ascolti le imprese, perché veramente, lo dico con totale apertura, le imprese portano sempre interessi generali. Detto questo, però, diciamo, il nostro paese, l'Italia, è il secondo paese industrializzato in Europa ed è il settimo nel mondo, quindi qualche chance ce l'avrà. Certo che ce l'ha qualche chance e devo dire proprio provengono tante di queste chance proprio dalla manifattura, che dà lavoro prima di tutto a milioni di persone, si impone sui mercati. Abbiamo idea di cosa vuol dire Made in Italy in giro per il mondo e per un paese relativamente piccolo è un risultato eccellente. E contiamo in termini di popolazione lo 0,75% della popolazione mondiale, niente, un puntino. Produciamo il 2,3% del PIL, credo che qualcosa voglia dire, ma anche questo è un risultato che non è stabile, va mantenuto, bisogna investirci, bisogna rimanere, per rimanere come siamo dobbiamo cambiare. Il PNRR sta facendo miracoli, ma bisogna ancora, detto, come dicevo prima, mantenersi delle energie per pensare e per guardare avanti. Il Presidente Bonomi, che è qui tra noi, lo ha detto chiaramente, ci sono proposte che non possono più rimanere inascoltate. Il governo le prenda, le analizzi e le faccia proprie.
e lo sentiremo poi direttamente dalla sua voce. Approfitto anche per ringraziare il Presidente Bonomi, appunto perché lo scorso anno, quando abbiamo presentato il progetto Verona 2040, mi ha non solo sostenuto, ma mi ha proprio anche incoraggiato, perché ha visto lungo, ha detto questo è veramente un contributo che il sistema Confindustria può dare allo sviluppo dei territori. E devo dire aveva ragione, perché vedo che oltre ad essere un progetto molto apprezzato da tutti, mi sembra che sia anche decisamente utile. Presidente, a questo punto direi che non possiamo far altro che lasciare il palco e lasciare la parola alle persone, agli ospiti che sono stati invitati, che ci possano aiutare a capire che cosa deve includere una visione per non essere solo velleitaria, per non essere solo un'illusione, ma per indicare una via, per indicare una direzione. Sì, una direzione che nasce da un pensiero che sia capace di progettare, intercettare i cambiamenti che stiamo affrontando ovviamente, e tutti da veri protagonisti, e io a questo ci credo. Raffaele Boscaini, grazie Presidente. Grazie mille. Grazie. E ora avremo il piacere di ascoltare due speech molto interessanti che arrivano da due persone italiane a proposito di fughe di cervelli, ne parlavamo poco fa col Presidente, che ci raccontano una loro visione che è dovuta ovviamente ai loro anni e anni di studio, alla loro esperienza professionale. La prima persona che sale su questo palco è una professoressa nella fattispecie, professoressa associato e Senior Research Fellow presso la Oxford Internet Institute dell'Università di Oxford, dove è vice direttrice del Digital Ethics Lab. Lei si occupa di etica del digitale, si cercherà di farci capire, lei è una filosofa, quali sono gli impatti del digitale, dell'intelligenza artificiale sulla vita di tutti i giorni. Vi chiedo di fare un grande applauso alla professoressa Maria Rosaria Taddeo. Buonasera, siete tantissimi. Grazie mille. Il nostro ospite ha fatto un po' di spoiler, io di solito lo dico alla fine che sono una filosofa, così se avete la tentazione di scappare non è diciamo immediata, ve lo dico quando è troppo tardi. Ho un po' di tempo, circa 20 minuti, per parlarvi di quelle che sono le sfide etiche nelle società digitali. E ho scelto la parola sfida perché è una parola che si declina in due modi: problemi, rischi e opportunità. E oggi parliamo di opportunità e rischi insieme, per capire quali sono le opportunità che non possiamo perdere e i rischi che dobbiamo assolutamente mitigare. Lo facciamo in 3 passi. Il primo è capire che cosa sono le società digitali. Questa è un'espressione che ormai leggiamo sui giornali, sentiamo in televisione, è diventata quasi una frase da bar. Ma cosa sono le società digitali? Poi parliamo appunto dei nostri scilla e cariddi, cioè delle nostre sfide e opportunità. E poi, se ho fatto bene il mio lavoro, in 20 minuti riesco anche a lasciarvi un messaggio che forse riassume bene tutto il discorso di oggi. Allora, cosa sono le società digitali? Sono società in cui usiamo le tecnologie digitali, verrebbe da dire, società in cui almeno in ogni casa c'è almeno un computer e almeno un cellulare. Alcuni indici ci dicono che entro il 2025 in Europa avremo per testa e pro capite 9,3 device digitali, sono tantissime. Però non è questo il senso delle società digitali, c'è un'espressione, un elemento in più. Le società digitali sono società in cui dipendiamo dalle tecnologie digitali per fare tutto quello che serve a una società per funzionare. Lo abbiamo imparato male durante la pandemia, male perché abbiamo dovuto impararlo di fretta, però il digitale ci serve a studiare, a fare ricerca, a lavorare, a divertirci, a mantenere le relazioni sociali. Ma c'è ancora un altro elemento. Il digitale nelle nostre società, nelle società digitali, è diventato un fattore determinante per creare delle dinamiche strutturanti. Questa slide mostra alcuni dati prodotti dal World Economic Forum, che ci dicono che entro il 2025 produrremo al giorno 463 exabyte di dati. Sono tantissimi, più di 200 milioni di DVD.
Per quelli di voi che come me negli anni 2000 collezionavano film, immaginate che libreria serve per essere in grado di conservare 200 milioni di DVD al giorno. Questi dati sono la materia prima dell'economia digitale, che è l'economia in cui sempre di più tutti noi siamo coinvolti. Apro una breve parentesi, spesso si dice che i dati sono come il petrolio nel digitale. È una metafora, un'analogia sbagliata, perché il petrolio è una risorsa finita, che si consuma quando la usiamo. I dati no. I dati sono una risorsa che non si consuma utilizzandola. E soprattutto se io accedo al 100% dei dati, questo non vuol dire che qualcun altro non possa accedere al 100% dei dati. Sono una risorsa che tecnicamente definiamo non rivalus, cioè non pone tutti gli stakeholders in maniera rivale. Chiusa parentesi. Ma c'è ancora un altro passo da fare. Le società digitali esistono un po' in tutto il mondo, però non ci sono società digitali uguali in tutto il mondo. Ci sono paesi in cui la digitalizzazione è meno profonda, aree in uno stesso paese in cui la digitalizzazione è meno profonda e altri posti in cui la digitalizzazione è andata avanti, è diventata matura. E questo è un elemento importante. Che cos'è una società digitale matura? È una società i cui membri hanno sviluppato un'aspettativa implicita e non riflessiva di dipendere dal digitale. Adesso questo è veramente un po' di filosofia. Che vuol dire? Vuol dire che in alcuni posti del mondo ci sono persone che utilizzano il digitale, dipendono dal digitale e si aspettano di poter dipendere dal digitale. Per sapere se siete i membri di una società digitale matura o no, potete rispondere in silenzio a questa domanda. L'ultima volta che avete fatto il check-in in un hotel, avete chiesto se ci fosse il wifi o direttamente qual era la password del wifi? Perché se avete fatto la seconda domanda, siete membri di una società digitale matura. E sono sicura che molti di voi avranno fatto la seconda domanda. Perché questo è importante? Perché se siamo diventati cittadini, cittadine, che si aspettano in maniera irriflessiva di dipendere dal digitale, allora il digitale è entrato nelle nostre menti, per così dire. E il digitale ha un grandissimo potere trasformativo e trasforma il modo in cui facciamo le cose, no? L'abbiamo visto appunto nei mesi scorsi, ma ancora in maniera più interessante, almeno per quanto mi riguarda, trasforma il modo in cui capiamo le cose. Questo cambiamento, tanto pragmatico quanto concettuale, è importantissimo perché permette di fare quello che tecnicamente chiameremo un redesign, una ristrutturazione, una ricostruzione del mondo che è intorno a noi, delle nostre interazioni con questo mondo e del modo in cui noi capiamo il mondo che è intorno a noi. Vi faccio alcuni esempi. Questa è un'industria così come potremmo trovarla tra 6 mesi, o in alcuni posti già esiste, o tra qualche anno. Pensate ad un capannone industriale progettato perché i robot ci lavorino. È un capannone che non è strutturato per avere luci, per avere finestre, per essere caldo o freddo. L'ingegneria si struttura rispetto alla tecnologia. Il Presidente prima parlava delle macchine autonome. Le strade sulle quali camminano le macchine autonome non sono le stesse strade sulle quali camminano le nostre macchine. C'è una struttura diversa. Strutturiamo l'ambiente per permettere al digitale di funzionare meglio. Ma cambiano anche le nostre interazioni con l'ambiente. Banalmente, rimanendo nel contesto della mobilità, guidare con un navigatore satellitare. Non interagiamo direttamente con la strada davanti a noi più soltanto, no? C'è sempre un altro elemento che media. Il digitale media costantemente tra noi e l'ambiente. Una delle forme di mediazione più, impattanti, per utilizzare una brutta parola, è l'intelligenza artificiale, che sembrerà fantascienza, ma in realtà l'intelligenza artificiale ce l'abbiamo tutti in tasca, nei nostri smartphone, ce l'abbiamo tutti nei computer, se presto sarà al lavoro, se non è già lì. L'intelligenza artificiale non è tanto uno strumento, quanto un agente che media tra noi e l'ambiente e ci dà delle piccole indicazioni sulle decisioni che possiamo fare. Se avete comprato un libro online, sapete perfettamente che dopo aver comprato quel libro, il sistema o la piattaforma su cui avete comprato il libro vi indicherà il film che forse vi piace guardare, oppure la città che vi piacerebbe visitare. È l'intelligenza artificiale che ci dà dei piccoli suggerimenti, una mediazione tra noi e l'ambiente. E infine, come capiamo il mondo?
come lo concettualizziamo. Questa immagine è famosa per quelli che come me lavorano nella difesa nazionale e il cyber, perché è un'immagine che ha fatto un po' la storia. Nel 2014 ci fu un minuto nella storia del mondo in cui per la prima volta superammo i 1000 cyber attack. Questa è una snapshot di una mappa dinamica di una famosa azienda di cybersicurezza che ritrae più di 1000 cyber attack l'uno contro l'altro nel mondo nello spazio di un minuto. Perché è importante? Perché è un esempio di questa riconcettualizzazione. Per millenni gli esseri umani hanno combattuto una guerra che, come vediamo ancora nei nostri giorni, intreccia aggressività e violenza fisica e forza. Col digitale abbiamo cambiato questo concetto, perché possiamo anche combattere delle guerre che sono aggressive, ma che non hanno la forza. Cyber warfare. Vi faccio un altro esempio dei cambiamenti concettuali che il digitale ci dà. Abbiamo sempre pensato al concetto di presenza e al concetto di localizzazione come coincidenti. Io ero a scuola fisicamente e con la mente, più delle volte. Oggi qui abbiamo persone che sono presenti fisicamente, ma anche persone che sono presenti pur non essendo localizzate in questa stanza, perché sono localizzate e sono presenti attraverso il digitale e localizzate chissà dove. Abbiamo separato due concetti che prima erano uniti. Perché sono importanti tutte queste distinzioni? Perché queste distinzioni sono lo spazio, per così dire, lo spazio concettuale che il digitale crea e nel quale noi possiamo interagire per fare nuove cose, per fare cose migliori o anche peggiori. Per chi come me lavora sull'etica, questo spazio nuovo ci pone un po' nella condizione di Ulisse nel canale di Sicilia, come in questo quadro di Eric Fuseli. Cioè siamo messi davanti a due problemi, uno Scilla e un Cariddi. E quali sono? Beh, da un lato sono sicuramente i rischi. Adesso vi parlerò tantissimo dei rischi che il digitale porta. Dobbiamo identificarli e dobbiamo mitigarli, perché se invece ci distraiamo e non lavoriamo sui rischi, l'innovazione non sarà accettata e quindi perderemo la possibilità di migliorare le nostre vite. Dall'altro, le opportunità. Il digitale, come innovazione, ci permette di cogliere finalmente delle opportunità che vorrei dire travolgenti, storiche. E non possiamo permetterci di perdere queste opportunità. Vi faccio un esempio. Con la genomica e con l'intelligenza artificiale possiamo finalmente capire quali sono i meccanismi alla base del cancro e del diabete. Il problema è che i dati di genomica sono dati personali, quindi non possiamo trattarli senza troppa attenzione, abbiamo bisogno della privacy. Però se c'è troppa privacy non possiamo fare la genomica, è un problema complesso, non lo trattiamo? E voi ci state tra 20 anni, 30 anni a dire ai vostri figli si poteva curare il cancro, però non ce l'abbiamo fatta perché non ci siamo impegnati abbastanza. Siamo come Ulisse in questo spazio. Attenzione perché Ulisse ritorna tra poco. Allora, quali sono più nel dettaglio i nostri Scilla e i nostri Cariddi? Alcuni esempi. L'intelligenza artificiale non si può non menzionare in un talk che parla di digitale, perché è diventata una tecnologia che abbiamo immaginato come fantascienza per tanti anni e che adesso invece è nella nostra vita di tutti i giorni. E l'intelligenza artificiale ci serve per raccogliere delle sfide complesse. L'abbiamo utilizzata per creare i vaccini durante il Covid, per esempio. In America la utilizzano per gestire l'accesso alle cure mediche di una buona parte della popolazione, 200 milioni di persone. E in America l'accesso alle cure mediche è problematico perché c'è tutta una questione di assicurazioni e zone e di regioni. Ottimo, non avremmo potuto farlo senza l'intelligenza artificiale, fino a quando non ci siamo accorti che però questo stesso sistema discriminava gli afroamericani. E allora abbiamo un problema, perché sì, vogliamo cogliere questa sfida, ma non vogliamo creare delle società che discriminino in maniera ingiusta. Sempre intelligenza artificiale, sono sicura che avrete visto ad nauseam grafiche che vi ricordano gli SDGs, no? I Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite. Come fare a lasciare un mondo migliore prima della pandemia, perché questo era tutto pre-pandemia. Con il gruppo di ricerca che guida Oxford abbiamo fatto uno studio, volevamo capire, si può utilizzare l'intelligenza artificiale a supporto di questi goals? E da una nostra analisi è diventato chiaro che sì, alcuni obiettivi più di altri, però effettivamente esistono nel mondo iniziative che usano l'intelligenza artificiale
per raggiungere ognuno di questi obiettivi. Ottimo, però poi li abbiamo localizzati e la mappa ci ha fatto capire una cosa molto importante, che l'intelligenza artificiale per risolvere i problemi o per raggiungere gli obiettivi degli SDG rispecchiava quella del progresso economico, se volete. Questa mappa ci mostra il digital divide. Le aree che più hanno bisogno di raggiungere gli obiettivi delle Nazioni Unite non utilizzano il digitale per farlo. E questo è un problema, perché vuol dire che stiamo acuendo una questione di ingiustizia sociale, ma per esempio anche di ingiustizia ambientale. Le zone che vedete in grigio sono le zone che pagano di più i problemi ambientali, perché sono quelle meno attrezzate per affrontarli. Stiamo facendo peggio sul peggio, allora? Forse. Ce lo siamo chiesti, abbiamo fatto un altro studio, abbiamo cercato di capire, ma quanto inquina l'intelligenza artificiale? Non si può fare una stima in assoluto, ci siamo concentrati su un modello specifico, il GPT-3. Forse ne avrete sentito parlare, quel modello di AI che vi permette di scrivere una canzone nello stile dei Beatles o una poesia nello stile di Dante. Ecco, un giro significa un set di allenamento per l'intelligenza artificiale alla base del GPT-3 inquina come 49 macchine in America in un anno. Allora la domanda è, e allora? Niente innovazione? Niente intelligenza artificiale? No, però forse dovremmo capire a cosa ci serve quando la sviluppiamo e per che cosa e in che contesti, perché le 49 macchine diventano 120 se spostiamo il modello dalla Francia al Sudafrica. Andiamo avanti. La fiducia. In Europa sulle AI si parla solo di trustworthy AI, intelligenza artificiale che sia affidabile. E la fiducia è un elemento importante. Noi scegliamo l'intelligenza artificiale o il digitale per prendere delle decisioni importantissime che hanno un impatto sulla vita di tutti noi e sulle nostre società. Non possiamo non fidarci di questa tecnologia se vogliamo adottarla. Dobbiamo renderla affidabile. Quando guardiamo al digitale, il digitale viene adottato in un modo particolare. Non è uno strumento, è un agente che si integra nei gruppi di lavoro. Sempre di più quello che vediamo sono i gruppi ibridi, in cui gli esseri umani, non gli uomini, gli esseri umani, perché uomo non è sinonimo di uomo e donna, è uomo, quindi gli esseri umani utilizzano l'intelligenza artificiale per capire meglio le situazioni. L'intelligenza artificiale magari svolge un compito, suggerisce una certa decisione che poi gli esseri umani possono integrare nel processo decisionale. Per farlo serve che ci sia una certa fiducia. Ma quanta fiducia? Come esseri umani noi abbiamo quello che si chiama il bias cognitivo. Tendiamo ad accettare in maniera acritica quello che le macchine ci suggeriscono. Non so, vi ricordate forse il caso sfortunatissimo di un gruppo di ragazzi australiani che guidava e seguiva solo il navigatore e ignorava i segnali stradali. E i segnali dicevano non procedete perché c'è un canyon, ma il navigatore non pensava che ci fosse un canyon e purtroppo sono precipitati. È una brutta storia, ma è vera. Quindi dobbiamo evitare che si generino queste dinamiche di overtrust, di fiducia estrema, in cui l'essere umano accetta fideisticamente quello che la macchina dice e perde il suo senso di criticità. Allo stesso tempo dobbiamo creare un modo di interagire tra macchine ed esseri umani in cui per l'essere umano, per esempio, rimanga uno spazio di autonomia, che l'essere umano sia ancora capace di essere in disaccordo con la macchina, di fare una cosa diversa perché ha un'intuizione, perché ha un'esperienza, di valorizzare l'umanità rispetto all'artificialità. E l'ultima sfida è questa. Questa è una centrale elettrica. Potete sostituire la centrale elettrica con qualsiasi sistema distribuito e complesso che vogliate immaginare. Un ospedale, un'azienda, una scuola, una città, una nazione, un esercito. Il digitale ci permette di gestire meglio sistemi distribuiti e complessi. Perché? Perché col digitale produciamo tanti dati, quelli che abbiamo visto prima. Col digitale li analizziamo ed estraiamo informazioni che ci fanno capire meglio il sistema, le sue dinamiche, le sue interazioni, i colli di bottiglia, i momenti positivi e i problemi. E quindi possiamo efficientare quello che succede. Immaginate un'azienda, quanto fondamentale potrebbe essere avere il digitale in questo senso. È vero, ma solo se il digitale lo utilizzano tutti. Altrimenti abbiamo un altro problema. Il rapporto DESI, che è un rapporto che valuta il livello di
digitalizzazione dell'economia in una società, in un paese, e lo fa su tutta l'Europa. Tra l'altro è un rapporto che non solo è molto informativo, ma mi piace leggere perché di anno in anno l'Italia guadagna posizioni. Eravamo 20esimi un anno fa, siamo 18esimi quest'anno. PNRR ha dato una spinta, almeno in termini di fiducia, molto grande. Ecco, il DESI ci dà un rapporto importante, ci dice che l'87% delle grandi imprese utilizza il digitale per i suoi processi interni. Solo il 37% delle piccole e medie imprese fa la stessa cosa. Immaginate una grande impresa digitalizzata e una filiera che non lo è. È come se una ruota che non ha più il grip, no? Non c'è modo di implementare. Dobbiamo superare questo problema, dobbiamo superare questo divide. Come si fa a superare questo divide? I problemi e le opportunità che vi ho presentato non sono assoluti, cioè non c'è una soluzione univoca, uno 0 o un 1, un bene o un male. Richiedono una concertazione, un'armonizzazione. Un'armonizzazione che arriva necessariamente dalla governance, dalle regolamentazioni che facciamo, ma anche dagli incentivi che diamo, dalle strategie che scegliamo. Quando si tratta di governance del digitale, in Europa siamo leader nel mondo, dovremmo saperlo che stiamo definendo le regole mondiali effettivamente per la governance del digitale, almeno per quelli che vogliono venire in Europa e accedere al mercato europeo. Spesso si pensa alla governance come una cosa che si fa contro le aziende, contro i tech provider, soprattutto le aziende che stanno dall'altra parte dell'oceano. È una visione un po' sbagliata, anche mia, se volete, perché in realtà la governance del digitale richiede due cose. Richiede un approccio multi-stakeholder, cioè un approccio in cui tutti gli attori che hanno un interesse nella digitalizzazione sono presi in considerazione. Non si può fare una governance del digitale senza far sedere al tavolo del digitale quelli che la tecnologia la fanno, perché sono quelli che la conoscono meglio. E non si può fare la governance del digitale senza rappresentanti dei cittadini, perché sono i loro diritti che sono in gioco. E non si può fare senza la politica, perché ci serve una strategia, una direzione in cui andare. Quindi ci serve una governance che sia multi-stakeholder, ma anche che sia eticamente solida. E eticamente solido qui non vuol dire banalmente il bene e il male. Noi in Europa abbiamo dei grandi valori di riferimento, sono quelli che alla fondamento dell'Unione Europea, sono i diritti umani. Ecco, ci serve una governance che sappia rispettare queste cose, sappia incanalarle in una visione che dà forma al digitale. Perché questo è importante? Perché l'etica è importante? Perché il digitale, come vi dicevo prima, ha una leva trasformativa fortissima, più di altre tecnologie che abbiamo potuto apprezzare negli ultimi 20 o 30 anni. E quindi queste tecnologie che hanno sempre grande potenziale ma anche grandi rischi, vanno direzionate, vanno messe nell'ambito di una finalità. E l'etica ci permette di capire nell'insieme delle tecnologie che sono fattibili, quindi non la fantascienza, ma quello che sappiamo che succederà da qui a 15 anni, quali sono quelle che sono socialmente preferibili, cioè quelle che sono più in linea con i valori delle nostre società. E tra queste, quali sono quelle che sono preferibili ancora di più da un punto di vista ambientale e umano? Ecco, l'etica ci serve a questo, a dare una direzione al progresso tecnologico, ma non solo. Ci serve a dare una direzione alle nostre società. Noi le stiamo trasformando. Oggi le trasformiamo in maniera radicale, in maniera profonda. E le trasformazioni che oggi vediamo davanti a noi, quando ancora parliamo di digitale come un'innovazione, si stanno strutturando per diventare, come dire, i cardini di un'innovazione che avremo assorbito tra 10 anni. Tra 10 anni parleremo di società post-digitali, in cui il digitale sta alle nostre spalle, non è più davanti ai nostri occhi. La forma che gli diamo oggi sarà la forma che le società di domani avranno. E se vogliamo che le società di domani siano aperte, pluraliste, tolleranti, giuste, dobbiamo occuparcene adesso, perché il digitale da solo non ci porta in quella direzione. E quindi vi avevo detto che vi avrei lasciato con un messaggio, e il messaggio torna con Ulisse. Ho fatto il classico, quindi purtroppo, o per fortuna, con la mitologia mi trovo molto bene. Ulisse ha una caratteristica, è l'unico eroe greco, non essendo un dio, ad essere un politropon, cioè ha una personalità versatile,
una quantità di genialità che utilizza per identificare i rischi, superarli, ma soprattutto cogliere le sue opportunità e piegare il destino, che a volte è avverso quanto uno non potrebbe mai immaginare, a quelle che sono le sue necessità. Davanti al digitale dobbiamo avere lo stesso approccio, dobbiamo avere il coraggio di guardare i rischi in faccia e mitigarli, ma soprattutto fare in modo di non perdere le opportunità, che sono fondamentali. E quindi, visto che poi vivo anche in Inghilterra e quindi bisogna un po' essere bipartisan, qual è il messaggio? Il messaggio viene da Macbeth. A un certo punto, nel primo atto, uno dei personaggi dice: se tu potessi guardare nei semi del tempo e dire quali semi germoglieranno e quali no. Ecco, per me quel dire ha sempre significato decidere. Non è questione di fatalismo, è questione di direzione. Sta a noi oggi decidere quali leve trasformative del digitale sfruttare, quali abbandonare, perché non sono in linea con i nostri valori. E mi fermo qui. Grazie. Grazie alla professoressa Taddeo. Prima di lasciarla, parte subito per Oxford? Domani mattina. Domani mattina. Noi siamo qui a parlare di pensiero e di azione. Lei poco fa ha parlato della tecnologia digitale molto moderna che teniamo in tasca e spesso abbiamo la sensazione che quel tipo di tecnologia sia quasi ostativa rispetto al pensiero, sia quasi un inciampo rispetto al pensiero. E la domanda da 100 milioni di euro: come facciamo per evitare che quella tecnologia sia un inciampo per il pensiero e in realtà possa diventare un aiuto? Ma in realtà è già un aiuto, è tutto un po' da come le cose si usano. Pensate alla quantità di informazioni a cui si può accedere attraverso internet. Se l'avessi avuta ai tempi in cui andavo a scuola sarebbe stato tutto molto più facile, no? La quantità di diversità di esperienza, di stimoli che si possono avere. E utilizzarle in maniera consapevole. E per questo servono due cose. Da un lato serve educare gli utenti. Noi abbiamo ricevuto il digitale nelle nostre mani con grande fretta, con grande entusiasmo, ma non eravamo prontissimi a capire cosa fosse. Di solito io dico spesso: chi di voi non si è chiesto 20-25 anni fa ma come funziona Google? È gratis, chi lo paga? Senza capire che in realtà no, Google si fa pagare quando lo usi con i tuoi dati. Quindi un po' di consapevolezza ci vuole, e ci vuole anche un po' di governance, ci vuole anche un po' di limite a questo mondo che si è sviluppato prevalentemente come un mondo commerciale, ma è diventato un'infrastruttura della nostra società, e quindi ha bisogno anche di un senso civico che ancora manca. Maria Rosaria Taddeo, grazie mille. Grazie. Professoressa. E ora continuiamo ad ascoltare qualcuno che ha molto da dirci. Rimaniamo nell'ambito delle tecnologie e del loro impatto sulla nostra vita urbana, sulla nostra vita all'interno delle città, ma lo facciamo con una visione leggermente diversa. Passiamo da una filosofa, appunto, ho fatto lo spoiler poco fa, a un architetto. La domanda che ci poniamo è: come saranno le città del futuro, o come potrebbero essere le città del futuro, e come la rivoluzione digitale impatterà sul loro cambiamento. A raccontarcelo è il prossimo ospite, è un architetto, è un ingegnere, è docente al MIT, al Massachusetts Institute of Technology, dove dirige il Sensible City Lab. Un grande applauso al professor Carlo Ratti. Buongiorno a tutti, molto contento di essere di nuovo qua in città con voi. Vediamo le slide. Scusate, il computer è stato collegato, vediamo se si riescono a... mentre si risolve, credo che funzionavano un minuto fa, esatto, no? Eccole, sì. Oggi voglio raccontarvi un po' del lavoro che facciamo sia a Boston, al Sensible City Lab all'MIT, sulla ricerca sulle città, sia nel nostro ufficio a Carlo Ratti Associati, dove trasformiamo la stessa ricerca poi in progetti. Ma il tema che mi è stato dato è proprio quello delle città di domani, della città del futuro. La prima cosa che volevo dirvi, tra l'altro partendo un po' dalla filosofia, è che il futuro è qualcosa che non si può prevedere. Volevo farvi vedere, ad esempio, come immaginavano il futuro più di 100 anni fa. Questi sono una serie di illustratori francesi che lavoravano alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, immaginarono la vita nell'anno 2000. E in alcuni casi ci azzeccarono.
Se guardate questo, videro con largo anticipo, ad esempio, la meccanizzazione in agricoltura, come in questa immagine. Immaginarono anche Roomba, il piccolo robot che pulisce le nostre case, così lo immaginavano a inizio Novecento. Ma in altri casi non ci azzeccarono per niente. Pensavano che noi saremmo spostati nei nostri oceani in questo modo o che la polizia avrebbe pattugliato le nostre città in questo modo. E quello che voglio dirvi è appunto, se pensiamo al futuro, questo l'ha scritto molto bene molti filosofi, tra cui Karl Popper. E Karl Popper dice: "The future is open, it's not predetermined." Non è possibile prevederlo se non per caso, by accident. Le possibilità che presenti nel futuro sono infinite. E allora, se non possiamo prevedere il futuro, come possiamo confrontarci appunto col domani? In particolare, oggi parliamo di domani della città, delle aree urbane. Beh, il progetto è proprio il modo per trasformare il presente in un futuro, per trasformare la città di oggi in una città diversa e speriamo migliore. Noi siamo appassionati di città, come dicevo, perché le città giocano un ruolo molto importante rispetto alle sfide di oggi. Se volete ricordare 4 numeri sulla città, ricordate soltanto questi: 2, 55, 75, 80. Le città sono solo il 2% della superficie del pianeta, sono il 55% della popolazione, il 75% del consumo di energia, l'80% delle emissioni. Se riusciamo a fare qualcosa per rendere le nostre città più sostenibili, l'impatto alla scala globale può essere fondamentale. E una delle leve che abbiamo oggi è proprio quella di cui ci parlava Maria Rosaria Taddeo poco fa, è la leva del digitale. È questa convergenza tra il mondo dei bit e il mondo degli atomi, tra il mondo digitale e il mondo fisico. Internet che diventa Internet of Things. E questo cambia la città, così cambia le fabbriche, quello che appunto conoscete tutti, l'industria 4.0 si basa sulla stessa cosa, e quello che appunto cambia questo nuovo sistema ibrido tra mondo fisico e mondo digitale. E questo è quello che facciamo, come dicevo, sia all'MIT a Boston, come ricerca, sia col nostro ufficio e poi con alcune start-up che sono nate da entrambi. Allora, in 2 parole, quali sono i temi che riusciamo a toccare in questo modo, pensando alla città di domani? Beh, il primo è che il digitale ci permette di trasformare il mondo dell'artificiale, della città, degli edifici, in qualcosa che funziona come un organismo vivente. Oggi riusciamo a vedere una città così. Non potevamo qualche anno fa. Questa tra l'altro è Lisbona, mappata usando miliardi di dati raccolti dalle reti della città. Una visualizzazione che era al MoMA, al Museo d'Arte Moderna a New York, fatta da Pedro Cruz, un ricercatore nel nostro laboratorio, oggi professore a Northeastern University. E quindi ci fa vedere il mondo fisico come non potevamo vederlo prima, grazie appunto ai dati e all'intelligenza artificiale. Oppure possiamo vedere una città così. Questa è, controllo solo il volume, questa è Amsterdam, come la vedono i robot che si spostano nei canali. Ve li faccio vedere fra un attimo, ma le macchine senza guidatore, di cui abbiamo parlato prima, le macchine senza guidatore sono quelle che leggono l'ambiente in questo modo. Ogni secondo raccolgono, in questo caso 300.000 punti con precisione di 1 millimetro dell'ambiente che sta attorno, e questo è l'input con sistemi di vario tipo di intelligenza artificiale perché quella macchina o quel battello senza guidatore si sposti e vada avanti. Questo è quello che avviene nei canali di Amsterdam con un progetto che stiamo facendo tra MIT e TU Delft. E di nuovo, quando avete tutti questi dati e li analizzate, allora anche qualcosa come una macchina, come dicevamo prima, come un battello nei canali di Amsterdam, diventa un sistema simile a un sistema vivente, un sistema con dei problemi etici, un sistema da programmare, un sistema che appunto vi permette ad esempio di fare qualcosa del genere. Quei dati visti prima sono quelli che permettono a questo sistema di spostarsi nei canali della città. As congestion and emissions continue to rise, while cities continue to grow, the existing infrastructure of many cities struggles to keep up. Rowboats offer a solution by moving road traffic to the water. By bringing passengers from A to B, or as an on-demand boat, taking you anywhere you want.
And they can also help the city as a multi-purpose workboat. Take Crystal. She is equipped to collect household waste to free the streets from heavy garbage trucks. Rowboats are fully autonomous, so they navigate without a skipper and can operate 24/7. In order to sail by themselves, rowboats need to perceive their environment and recognize objects such as bridge pillars, floating objects, and of course other vessels. The primary source of information comes from a LiDAR sensor, but rowboats are also equipped with cameras, GPS, and a digital compass. Rowboat's onboard computer combines and processes all of the data and runs the rowboat software so it can successfully complete its mission plan. After 5 years of development, testing, and experimentation, we have now successfully enabled autonomy on the full-scale prototypes. Rowboat is ready for the next step. Join us and let's unlock the potential of urban waterways together. E quindi in modo molto semplice, appunto, l'equivalente di una macchina senza guidatore, in questo caso ad Amsterdam, progetto che, come dicevo, stiamo facendo sul lato MIT, per fare battelli senza guidatori, per portare le persone in giro sui canali di Amsterdam o creare un'infrastruttura dinamica per tutto quello che riguarda i servizi urbani, a partire, come avete visto, dalla raccolta rifiuti. Beh, di nuovo, questo vuol dire che i dati e l'intelligenza ci permettono di trasformare, in questo caso un normale battello, in qualcosa che funziona in maniera molto più simile a come funzionano i sistemi naturali. Beh, allo stesso modo anche gli edifici stanno cambiando. Questo in realtà passiamo a un progetto del nostro ufficio di progettazione, in realtà è una ristrutturazione, un edificio è Fondazione Agnelli a Torino, questo è un edificio degli anni 60, ma quello che è stato fatto è usare proprio di nuovo le reti, i dati e l'intelligenza per trasformare quell'edificio e farlo funzionare in maniera diversa. Una delle cose interessanti è uno dei primi edifici al mondo dove una rete di sensori interna all'edificio permette di rispondere in tempo reale di gestire in tempo reale e rispondere alle esigenze degli utenti per quanto riguarda riscaldamento, raffrescamento, illuminazione e tutti i parametri ambientali dell'edificio. E questo quindi, queste erano le prime recensioni. L'edificio, questo non lo vedete, questa tecnologia non la vedete espressa, ma permette sia la parte storica, qui dove è stata fondata la Fiat in questa parte, sia dall'altra parte, appunto di avere un ambiente che diventa molto più simile a come risponderebbe non un edificio tradizionale, ma un sistema naturale. La seconda cosa è proprio l'altra transizione. Questo che abbiamo visto è come i dati e l'intelligenza ci permettono di trasformare un edificio, un'automobile, il mondo dell'artificiale, una fabbrica, in qualcosa che risponde in maniera molto più simile a un sistema naturale o un sistema umano. Un'altra cosa interessante è anche come la natura in realtà può essere usata sempre molto di più nelle nostre città. Io credo che questo sarà uno dei temi fondamentali mentre guardiamo la città di domani. E per raccontarvi questo, devo partire da un'immagine del secolo passato. Questa è un'immagine di Broadacre City, di un grande architetto americano del secolo passato, Frank Lloyd Wright. E all'epoca, nel Novecento, quando le nostre città, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti, sono cresciute a dismisura, l'idea era che la città andasse un po' alla conquista della campagna. Ma sappiamo che quello ha portato alla distruzione di tutto quello che c'è attorno alle nostre città. Allora io credo che la sfida del prossimo secolo, di sicuro in Europa e in Nord America, dove le città non crescono più come nel secolo passato, ormai abbiamo raggiunto quel 70-72% di percentuale di popolazione che vive nelle città e quindi non siamo come in India, in Africa, in altre parti del mondo dove ancora le grandi popolazioni si stanno spostando dalla campagna alle aree urbane. E quindi la sfida credo sia l'opposto di quello che abbiamo visto nel secolo passato, quindi di portare molta più natura nel centro delle nostre città. Ed è l'opposto di quello che vedevamo prima, è sempre lavorare sui poli naturale e artificiale. E questo è quello che abbiamo fatto in diversi progetti. Questo è a Milano, nel centro di Milano, tra l'altro appena riaperto, il Caffè Trussardi, ormai una decina d'anni, ma è stato appena completamente ristrutturato, per portare il primo giardino verticale fatto da Patrick Blanchi in Italia con noi come architettura, uno spazio pubblico di fianco a Piazza della Scala a Milano, che diventi proprio quasi un'estensione, uno spazio di confine di nuovo tra il mondo della natura e il mondo della città,
come lo stiamo facendo in questo edificio, che è uno dei grattacieli più alti di Singapore, aperto qualche settimana fa. E quello che abbiamo cercato di fare qui è creare una grande piazza sospesa su Singapore. Questa piazza è una grande foresta tropicale che vedete a metà dell'edificio. La parte superiore dell'edificio sono uffici, tra cui JP Morgan. La parte inferiore sono service apartment, quindi un hotel di lungo periodo, di lunga durata. E quello che vedete a metà è questa grande piazza, una foresta tropicale sospesa sulla città, che permette alle persone di incontrarsi e di incontrare persone che si incontrano con altri, ma anche con la natura. Qua vedete le immagini prese, scattate a Singapore qualche settimana fa. Adesso il verde sta crescendo. O anche alla scala piccola, questo è un progetto per Mutti, grande imprenditore del mondo del food tech, nel mondo del food, appunto vicino a Parma. E questo fa parte... questa è la residenza di Mutti, vicino allo stabilimento, in cui tutto l'edificio ruota attorno alla natura che entra nello spazio di vita. Questo albero di più di 10 metri diventa il perno naturale attorno a cui si svolge tutto lo spazio architettonico della casa, come vedete qua. Oppure la stessa cosa per chi conosce Milano e Mind, Milano Innovation District. Abbiamo vinto il master plan per trasformare l'exito di Expo Milano 2015 in quello che sarà domani l'Innovation District. Oggi stiamo lavorando su alcuni tasselli, tra cui la nuova Università di Milano. Questo, in questo master plan, così come nell'altro master plan a Milano, sembra che abbiamo vinto insieme a Liz Diller e PLP, che è lo scalo di Porta Romana, ritrasformato in quello che sarà il villaggio olimpico del 2026 e poi in un nuovo quartiere mixed use della città. Di nuovo la natura diventa il tessuto connettivo di due pezzi di città, sia Mind, nel sito di Expo, dove l'ex Decumano diventa questo asse verde, questo parco lineare che tiene insieme l'intero sviluppo, sia in questo caso a Porta Romana, dove il parco connette nord e sud, est e ovest, che prima erano divisi dallo scalo ferroviario. Questo allora per dirvi, sulla città di domani, il progetto ci può permettere di lavorare su questi due temi, i due poli, naturale e artificiale, e andando da una parte all'altra e usando le nuove tecnologie di trovare una migliore alleanza tra i due. Volevo finire facendovi vedere che questo può avere molte implicazioni anche per quelli che sono gli insediamenti produttivi. Ad esempio, avete visto prima per Mutti, quel tassello fa parte di un master plan molto più ampio di come l'impresa, in questo caso Mutti, si collega al territorio. E sapete, questo è un tema su cui tanti hanno lavorato e stanno lavorando. Pensate a quello che ha fatto Cucinelli, pensate al Davines Village e ad altri. Nel caso di Mutti l'idea è stata un po' l'opposto, non tanto di lavorare sull'idea di campus e di villaggio, ma al contrario partendo dalla natura e come la natura diventa parte del sistema produttivo. E quindi quei tasselli, ne avete visto uno, ma gli altri tasselli in costruzione oggi per Mutti sono proprio questi, una nuova alleanza tra la fabbrica e la natura e la campagna che sta attorno. Su vari livelli, li vedete qua, insomma, che quindi deve tenere in conto tutta la complessità dell'ecosistema, dal sistema delle acque all'energia, ai percorsi, eccetera. Un'altra cosa volevo dirvi che potrebbe essere interessante, soprattutto in questo momento di crisi energetica in Europa, in Italia in particolare, in questa altra azienda con cui stiamo lavorando, che è uno dei leader mondiali nel campo dell'idrogeno. Qui quello che mette insieme poi tutto il campus, il rapporto tra questi due mondi, è legato a un grande tetto per produrre energia. Oggi questo ha senso dal punto di vista economico, non è neanche l'imprenditore che deve investire, può avere un Enel, un Plenitude, un fondo che investe, sono molti gli attori che possono farlo e vi permettono di avere dell'energia a 50, 60, 70 euro per megawattora, che è molto competitivo rispetto ai prezzi a cui è arrivata oggi. Qua vedete questo grande tetto fotovoltaico che diventa un po' il sistema che mette insieme i vari pezzi del campus. Oppure con un'altra azienda italiana, MAE è uno dei leader mondiali nelle macchine che producono fibra di carbonio, e dove MAE comprò uno dei più grandi archivi. L'Italia era uno dei leader mondiali nell'acrilico diversi decenni fa, e l'acrilico è il precursore per fare fibra di carbonio. Quindi questo è il motivo per cui il sistema industriale italiano è ancora molto forte in questo campo, e MAE tra l'altro ha questo grandissimo archivio di brevetti che partono dagli anni 50 e 60
legati ad acrilico e poi fibra di carbonio, e qui sia lo stabilimento che il museo dentro lo stabilimento saranno proprio sia un grande magazzino robotizzato che permette ai ricercatori di lavorare ancora sui brevetti e sul materiale conservato, ma anche di diventare esperienza di apertura al pubblico, alle scuole, ai visitatori, ai clienti, insomma di aprire in un'ottica di open innovation la propria conoscenza interna dell'azienda. Oppure, per finire, questa è una storia divertente che abbiamo iniziato in Svezia qualche anno fa. Northvolt è un'azienda molto bella, era un piccolo start-up 5 anni fa di 2 persone che avevano lasciato Tesla per fare una gigafactory europea. Oggi mi pare che abbia una valutazione di circa 26 billion, quindi 6 miliardi, ed è uno dei leader europei per la produzione di batterie. Come sapete, sia dal punto di vista automobilistico che in generale l'elettrificazione vuol dire maggior necessità di batterie per tutti i usi che oggi ancora usano altre forme come l'automobile, altre forme di energia, e questo è appunto cercare di integrare nel nord della Svezia, dove tra l'altro l'energia idroelettrica, quindi energia decarbonizzata e disponibile, il motivo per cui per posizionarsi a Skellefteå, appunto nel nord della Svezia, è proprio legato alla disponibilità di energia per produrre energia sostenibile, per produrre batteria, in cui la fabbrica cerca di integrarsi in vari modi con queste grandi foreste attorno e col mondo della produzione idroelettrica e più in generale delle batterie. E qua vedete qualche immagine. Insomma, chiudo con questo, e quello che volevo lasciarvi è proprio questi due poli, il polo naturale e l'artificiale, che sono la lotta tra questi due poli, un po' quello che ha portato alla crisi contemporanea, alla crisi dell'antropocene, alle grandi sfide di oggi a partire dal cambio climatico. Ecco, la città di domani, il tema su cui mi è stato chiesto di parlare oggi, deve essere chiaramente una città che lavora su questi due poli per riconciliarli, per cercare di portare a una nuova coevoluzione tra mondo del naturale e dell'artificiale. In questo la natura stessa, così come l'intelligenza artificiale e i dati, possono giocare un grandissimo ruolo. Grazie. Il professor Carlo Ratti. Professore, grazie mille. Anche lei è già di ritorno a Boston? No, mi fermo fino a domani mattina. Ah, ok, vabbè, sì, insomma, sì. Non immaginavo sarebbe partito questa sera, quantomeno godersi la città. Anche lei una domanda da 100 milioni e poi la lascio andare, ed è: se volessimo immaginare la città ideale, da dove partiamo? Allora, se volessimo immaginare la città ideale, io partirei c'è un libro molto bello di Georges Perec. Georges Perec era uno scrittore francese del secolo passato, di una cinquantina di anni fa, e lui cercò di immaginare l'appartamento ideale a Parigi. E immaginò questo appartamento, scrisse un libretto su questo appartamento in cui ogni stanza si affaccia su un diverso arrondissement, quindi in cui la cucina sulle Halles, che erano i mercati generali, il soggiorno sul Parc Montsouris, eccetera. E che io penso la città ideale forse oggi è la somma di tutto quello che le città in giro per l'Italia e in giro per il mondo stanno facendo, quasi un caleidoscopio che prenda le esperienze migliori che vengono da Verona, da Milano, da New York, da Londra, da Singapore. Insomma, è quello la città di domani, e la città ideale è quello che viene creato da tanti punti di vista diversi, con angoli diversi, in giro per il mondo. Un po' un caleidoscopio delle soluzioni innovative che vediamo in vari posti. Grazie ancora. Professor Carlo Ratti, è stato un grande piacere. Buon rientro a Boston. Ed ora stiamo andando verso la chiusura naturale di questa assemblea. I prossimi ospiti, che in realtà sono a modo loro anche padrone di casa, ci racconteranno ancora qualcosa di più, andremo ancora di più nello specifico, e quindi andiamo con il prossimo, e lo ringrazio davvero per essere qua. Lui è un federalista convinto, è il presidente, secondo un sondaggio del Sole 24 Ore, il presidente più amato d'Italia. Fate un grande applauso al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Grazie. Presidente, buonasera. Grazie. Benvenuto. Potevo anche farla di corsa, ho visto Ratti. Dov'è, professor Ratti? Mi hanno detto di farla andato via accomodare di corsa. là. Grazie. E grazie per l'invito, grazie
al Presidente Boscaini. Tra l'altro, a nome del Presidente ci tengo a ringraziarla perché so che lei arriva direttamente da Roma, quindi si è fatto in 4 per arrivare fino a qua e quindi grazie a Sì, maggior con un ragione. cambio problematico a Venezia, scusate, a Bologna, per cui veramente è stata questione di minuti perché il treno era in ritardo. Perfetto, però ci siamo. Partiamo da lì, partiamo da Roma. Arriva direttamente dall'incontro con il ministro Calderoli, no? La conferenza delle regioni ha incontrato il ministro per parlare di autonomia differenziata. È già uscita qualche agenzia, però ci dica qualcosa di più. Com'è andata? Cosa vi siete detti? Beh, è stato un incontro importante. Siamo davanti a un ministro che si è insediato da meno di un mese e oggettivamente siamo già a una riunione che mai abbiamo fatto così importante con tutti i presidenti di regione. Si è parlato delle nostre aspettative, di quello che potrebbe essere la legge di attuazione e di un percorso per arrivare all'autonomia. Lei ha detto federalista convinto, è esattamente questo, cioè stiamo parlando di federalismo. Dopodiché c'è un sacco di gente che parla di questo progetto senza neanche conoscerlo. Tanto chi è contro l'autonomia è contro la Costituzione, questo deve essere dogmatico, perché noi non ci siamo inventati nulla. Siamo rispettosi della Costituzione modificata nel 2001 con il titolo V, ma ancora di più della Costituzione repubblicana del 48 che i padri costituenti interpretavano e hanno scritto come autenticamente federalista. Il problema di questo Paese è che si è scelta la via centralista, a differenza della Germania che negli stessi giorni scriveva la sua Costituzione che poi è stata gestita e interpretata con il federalismo che conosciamo. Senta, passiamo invece alla parte legata all'attrattiva della regione Veneto nei confronti delle grandi aziende, anche delle grandi, soprattutto delle grandi multinazionali estere. Ne parlava il Presidente Boscaini poco fa. Hanno entrambi, sia la città sia la regione, degli grandi elementi di attrattivi nei confronti delle multinazionali. Bisogna chiaramente dimostrarsi pronti, no? Per accogliere da un punto di vista anche politico, della politica industriale in modo particolare. In sostanza ci dà qualche anticipazione sul dossier Intel, che insomma è da qualche tempo che se ne sta ragionando, a che punto è? Non dovevo fargliela questa domanda. No, non era prevista. Posso dire, allora, non posso essere reticente, posso solo dire le cose che posso dire, mettiamola così. E fino a qui? E fin qua ci siamo. Intanto stiamo parlando di una grande opportunità e ho un po' ragionato come la madre dei Gracchi, no? Quando chiesero a Cornelia quali fossero i suoi gioielli, lei presentò i suoi figli. Io quando ho visto che c'era questo contest, diciamo che mi hanno segnalato, fra l'altro in virtù di contatti personali che ho a livello internazionale, mi hanno segnalato questa opportunità, ho pensato il nostro gioiello è la provincia di Verona, è un'opportunità perché comunque tu devi vendere un progetto a 360 gradi, non è che questi cercano 300 ettari, 200 ettari di terreno e finisce lì. Devi garantire tutta una serie di aspetti. Allora, io posso dire innanzitutto che esiste una candidatura del Veneto e posso dire, immagino che sia stata scelta, diciamo, prioritariamente, diciamo, la nostra candidatura, perché questo l'ho detto in Reuters da Davos direttamente Intel, e quindi è una comunicazione ufficiale. Posso garantire che noi stiamo lavorando da più di un anno, ma nessuno se n'era accorto. Noi abbiamo fatto carottaggi, abbiamo fatto di tutto in quei terreni e come al solito, diciamo, siamo riusciti a gestirla bene questa operazione, come quella delle Olimpiadi. Oggi siamo in una fase cruciale, nel senso che io ho seguito questa fase ovviamente con il governo Draghi, nella fase, diciamo, nella quale era interessata il governo. Oggi sicuramente il nuovo governo è sul pezzo su questa partita. Dobbiamo chiudere però velocemente. Io penso che sia fondamentale che, deciso il sito, e spero sia il Veneto, spero sia Verona, noi abbiamo presentato una sola candidatura che è Verona, e si vada quantomeno alla firma di un agreement e quindi si cominci a fare un passetto in più. Mi rendo conto che stiamo parlando di una cosa che non sono noccioline. Io faccio la parte analogica rispetto ai discorsi di prima, però è quella che comunque sfama le nostre bocche, nel senso che stiamo parlando di un intervento che, se valutato nel suo complesso, vale almeno una decina di miliardi di euro. Stiamo parlando di almeno 3.500 occupati da subito, ma soprattutto di un aspetto eccezionale, ne parlavo con il Presidente Boscaini, che è quello, e secondo me assolutamente innovativo, che è quello che a Intel diciamo non abbiamo solo la disponibilità dell'area che ti servirà, e sarà tanta,
ma crediamo che lì attorno noi possiamo darti anche altra area, ma non a te, a tutte quelle start-up innovative, a quel mondo digitale che vuole decollare, eccetera, per creare la Silicon Valley non veneta, non italiana, ma quantomeno europea. Cioè, noi qui, se si insedierà Intel, avremo i riflettori del mondo puntati, perché qui avremo veramente una fabbrica e un'azienda che sarà strategica per il mondo. L'abbiamo visto prima rispetto alle connessioni, a tutto quello che è stato detto. Secondo lei quali sono i tempi per una risposta? Io immagino che la partita si vada a definire nei prossimi mesi, non nei prossimi anni. E immagino anche, vista appunto l'attenzione che c'è da parte del governo, che si potrà, io spero, velocemente arrivare anche a definire, quantomeno di dire, boh, siete voi, iniziate a scaldare i motori, perché poi di compiti per casa ne abbiamo molti da fare. Noi ci siamo impegnati, ci sono impegni veramente importanti, ce ne sono a livello nazionale, ma ce ne sono anche a livello regionale non indifferenti, ma noi siamo pronti ad affrontarli. Cambiamo argomento, parliamo di crisi energetica, visto che insomma, lo abbiamo letto tutti in questi giorni che il mare qui vicino a noi potrebbe avere fino a 40 miliardi di metri cubi di gas. Quindi diciamo, la domanda che ci si pone è, considerato le nuove tecnologie che quindi permetterebbero di effettuare trivellazioni in sicurezza, sembrerebbe quasi un dovere, no? Poter agevolare l'estrazione di questo gas, anche perché appunto il mare non appartiene a una regione, ma in sostanza potrebbe arrivare qualcun altro prima di noi. Sì, chiariamo una cosa, cioè innanzitutto il mio problema non sono i comitati. Penso di avere una storia personale che ha dimostrato e dimostra che insomma, ho fatto opere, ne sto ultimando una, che la superstrada pedemontana veneta, sono 100 km, attraversa 36 comuni, non ho trovato 36 comitati di festeggiamenti, ho trovato solo che comitati. Ma anche con le Olimpiadi, cioè qualcuno sorrideva, anche le Olimpiadi hanno il loro comitato contro, perché se non c'è un comitato contro non c'è mai quel sale, quell'aria frizzante, c'è sempre qualche bastian contrario, qualche cattone il censore, ecco, definiamolo così. Però noi rispettiamo le idee di tutti, ma poi si va avanti. Allora, i dati. Allora, io capisco assolutamente la necessità, capisco il momento e condivido anche, come si può dire, l'atteggiamento del governo. Cerchiamo fonti energetiche domestiche da subito. Qual è il valore del giacimento di metano italiano? Perché due numeri li dobbiamo dire. Sono circa 80 miliardi di metri cubi. Qual è il consumo di gas in Italia? Sono circa un'ottantina di miliardi di metri cubi. Per dire, Cipro fa 80 miliardi di metri cubi all'anno, il più grande giacimento di Gazprom ne fa 180 miliardi di metri cubi all'anno, noi dalle trivelle, nello specifico polesane, potremmo estrarre più o meno dai 3 ai 4 miliardi di metri cubi all'anno, a fronte di un consumo di circa 80 miliardi, il che vuol dire che le percentuali le sappiamo fare tutti. Evito di farle, se no vado da Crozza un'altra volta. No, ma sono in grado di farla, cioè. No, a me un po' fa sorridere, perché i conti li so fare velocemente. Quindi 80 e 10% quant'è? Visto? 8 miliardi 8. E 4 è metà 5. Di 8, più o meno un 5%. No, per dire cosa, è un 5%. Però qual è il tema? Noi abbiamo sicuramente, lo dobbiamo dire, la comunità accademica veneta, chi ha affrontato questo tema in passato. Ricordo che fra l'altro l'Università di Padova ne fece un grande studio negli anni 90 assieme ad Agip. Per carità, tecnologie obsolete, probabile. Io non ci faccio una guerra di religione, dico, pongo una questione. Dall'altro, la subsidenza alle trivellazioni l'hanno creata, magari antiquate come trivellazioni, tant'è vero che abbiamo avuto dei cali del terreno anche di 4 metri, e quindi è fondamentale che si chiarisca questa vicenda. Per chiarirla, il tavolo che è stato costituito a livello ministeriale, ambiente e sviluppo economico, penso che sia la sede più opportuna. La tranquillità deve essere data a 360 gradi. Non possiamo rischiare, perché poi non è che possiamo andare a insufflare aria al posto del gas se vediamo che accade qualcosa. Fatto il danno poi è irreparabile. Si consideri che metà del fatturato del turismo del Veneto, che sono circa 18 miliardi di euro, quindi metà fa 9, e quindi il conto il 50%? Il 50%, e
e quindi un mezzo, si potrebbe anche dire. E alla luce di tutto questo, metà, quindi questi 9 miliardi, arrivano da 32 milioni di presenze turistiche della costa. Quindi ha più sfaccettature questa partita. Questo per dire che non è che una posizione contro quello che è la modernità, però è anche una posizione di obiettività, cioè va chiarita fino in fondo, a fronte di 3-4 miliardi di estrazione all'anno. Chiarissimo. E abbiamo fatto anche le percentuali, è un 5%. 5%. Bene. Parliamo di lavoro, visto che il Presidente Boscaini ne parlava prima, no? Parlava della necessità di sostenere il sistema educativo per fare in modo che i giovani possano trovare lavoro nelle aziende che in questo momento sono in stallo perché invece non trovano dei lavoratori preparati al lavoro. È una sfida che ovviamente coinvolge diversi soggetti che sono da mettere in relazione, che sono le istituzioni, la scuola e il mondo produttivo. Bisogna trovare una quadra. Ma sì, siamo in un momento particolare, perché se ci pensate, qualcuno avrà letto il libro Il Cigno Nero di Nicolas Taleb Nassim, no? Noi ne abbiamo avuti 2 di cigni neri, il Covid e la guerra. Dopo è anche vero che la crisi energetica è iniziata prima dello scoppio della guerra. Quindi siamo in un momento congiunturale particolarissimo, 2 cigni neri che si sono susseguiti nell'arco di 24 mesi, dall'altro la necessità di venirne fuori. Abbiamo assaporato la ripresa economica perché è evidente che c'è stata post-Covid. Ad esempio noi abbiamo performato molto bene già dal dopo la prima ondata del Covid, usciti dal 2020 abbiamo cominciato a performare bene, già avendone un assaggio nell'estate 2020. Oggi abbiamo però anche 2 aspetti che si contrappongono. Da un lato i nostri imprenditori giustamente lo dicono e danno ragione, non si trova manodopera. Dall'altro abbiamo i primi indicatori anche rispetto alla disoccupazione di quello che sta accadendo. A volte è dettato dal fatto che molte imprese decidono di fare dei fermi produttivi o ridurre le produzioni magari per i costi dell'energia o molto altro. E noi siamo l'unica regione in Italia che ha un modello di formazione particolare. Noi sosteniamo la formazione di circa 20.000 ragazzi all'anno, e quindi una formazione che poi si rivolge direttamente alle imprese. Sono anch'io convinto che si dovrebbe fare di più, ma dovremmo anche fare in modo di investire di più sulla qualificazione, su quei processi di formazione, no? Si dice servizi all'impiego, la formazione e mercato del lavoro. E questi sono i 3 cardini, di un sistema che dovrebbe lavorare alla perfezione. Poi noi qui abbiamo delle imprese strepitose, perché quando sento dire da qualcuno ma la ricerca scientifica, ma la ricerca applicata e la formazione, noi poi alla fine abbiamo le nostre imprese che comunque la formazione, la ricerca la assolvono anche al loro interno, e questo va riconosciuto perché è un grande valore delle nostre imprese, che non aspettano sempre il pubblico che gli vada a risolvere il problema. È un discorso che ho fatto stamattina parlando dell'autonomia a qualcuno che sosteneva che noi abbiamo avuto di più e per questo da noi le cose funzionano meglio. Noi siamo fatti così, che è una roba molto diversa. L'ultima domanda, poi la ringrazio e la lascio andare. Si parlava appunto di saldo migratorio. Verona ha un saldo migratorio positivo tra chi esce e chi entra, però certamente molti ragazzi, come è anche naturale che accada, vanno all'estero. Che cosa si può fare per trattenere le risorse nel territorio? Intanto guardare questi dati con obiettività. Noi non possiamo, avendo noi responsabilità, siamo degli stakeholders, ma abbiamo responsabilità tutti noi in questa sala, non possiamo cavalcare e sposare molto spesso leggende metropolitane. Attenzione, non sto dicendo che la fuga dei cervelli non esiste, ma proprio con gli industriali del Veneto, e quindi con Confindustria, ho voluto finanziare uno studio che sia non solo quantitativo ma qualitativo. Chi va all'estero? Che occupazioni ha? Che stipendio prende? Qual è il costo della vita dove va? E cerchiamo anche di capire quanto dura e che titoli di studio ha. Nel senso, noi un bilancio lo dobbiamo fare, fatto bene anche da un punto di vista qualitativo. Dopodiché, io penso che l'esperienza all'estero sia da incentivare, o meglio, incentivare cosa vuol dire? Che le istituzioni, il Paese dovrebbe fare un investimento sui giovani che vanno all'estero. All'estero non ci dobbiamo preoccupare se una persona ci va per scelta, ma se ci va per necessità vuol dire che qualcosa qui non funziona. E mi riferisco a tutti quei giovani che se ne vanno perché dicono che qua non si trovano opportunità, che qua vengono pagati di meno.
Però è fondamentale che quindi l'approccio sia molto scientifico nel valutare questi flussi, questo è fondamentale. Se andiamo a vedere i dati dei paesi europei, non è che se la passano di meno, per dire la Germania, anche lei una fuga. Dopodiché io la considero anche fisiologica da un punto di vista, cioè nel senso che i giovani è inevitabile, la mia generazione con la laurea, io mi sono laureato nel 1993, magari ti facevi il viaggio in macchina fuori dai confini nazionali. Oggi riesci tranquillamente ad andare in giornata a Londra piuttosto che a Bruxelles o da qualche altra parte in giro per il mondo. Quindi valutare bene i flussi e investire su questi flussi, perché comunque il Paese investe su questi ragazzi, investe prima quando li forma e deve investire dopo anche nella formazione all'estero, puntando anche a un rientro. Come gestire questo rientro? Ovviamente con dei modelli di occupazione, quindi con dei contratti che chiudano tutto questo percorso formativo. Presidente, la ringrazio ancora moltissimo per essere stato qui con noi, grazie per aver accolto questo invito. Buona serata. Luca Zaia. Grazie davvero. Ciao. Prendo io. Siamo arrivati davvero all'atto finale di questo incontro e la fine, come sempre, è il momento in cui si tirano le fila e si cerca di ragionare su che cosa succederà a breve, ed è per questo motivo che lascio letteralmente le chiavi di casa e le chiavi di questo palco al Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Caro Raffaele, care colleghe e colleghi, signor Presidente della Regione, peraltro non farei molto affidamento sui sondaggi del Sole 24 Ore, signor Sindaco, gentili ospiti tutti, è un piacere tornare all'Assemblea di Verona, finalmente in presenza, l'anno scorso ricorderete in digitale, l'anno prima ancora, me la ricordo, in una deserta arena, io, Michele Bauli, la dottoressa Carisano e pochi altri, in una giornata che era molto fredda, ma non solo per le condizioni meteo, era fredda perché ritornavamo in lockdown e quindi dovevo cercare di infondere a tutti voi serenità, rassicurarvi sul futuro, con la difficoltà di doverlo fare tramite video, non poter incrociare il vostro sguardo. E anch'io ero in difficoltà perché avevo bisogno di ascoltarvi, di sentirvi per poter svolgere al meglio il mio ruolo di rappresentanza in quei difficili e tragici momenti difficili per noi, per le nostre famiglie, per tutte le famiglie italiane. E pensavamo, dopo la pandemia, con l'arrivo del governo Draghi, di aver finalmente iniziato un percorso di solida e crescita duratura, pensavamo. Poi di nuovo è cambiato tutto. È arrivato lo shock delle materie prime, lo shock energetico, il conflitto russo-ucraino e la caduta del governo. 25 settembre gli italiani hanno scelto. A noi sta a proseguire, come sempre, fedeli alle nostre tradizioni, ai nostri regolamenti, al nostro statuto, nella nostra stazione di AAA, autonomi, apartitici, a governativi. Stare nel merito dei provvedimenti. Noi non tifiamo né per una parte né per l'altra. Noi tifiamo per una cosa sola, per l'Italia, per il nostro Paese. E quindi, stando nel merito, le riflessioni sono sulla valutazione sui recenti provvedimenti e sull'annuncio dei provvedimenti per la legge di bilancio. Positivo il fatto che il Governo si è impegnato a mettere tutte le risorse disponibili per fronteggiare il caro bollette. Per imprese e famiglie ricordo che la bolletta energetica delle imprese nel 2019 era di circa 8 miliardi, quest'anno è stimata in 110 miliardi. Questo dà l'idea dell'impatto, dello shock che le nostre imprese hanno dovuto sostenere. E se negli anni 2021-2022, grazie ai rimbalzi del PIL importanti, quasi 7%, quasi 4% quest'anno, abbiamo avuto a disposizione un extragettito fiscale che ci ha consentito di avere le risorse per fronteggiare questa emergenza,
quasi 60 miliardi, molto probabilmente nel 2023 non le avremo. La NADEF dice che cresceremo del 0,6% del PIL, alcuni osservatori internazionali, Standard & Poor's, Fitch, dicono che cresceremo in una forchetta tra il meno 0,1% e il meno 0,7%, quindi non è che cresceremo, entreremo in recessione. Adesso è difficile dire veramente quale sarà il futuro, perché sono talmente tante le variabili che nessuno di noi lo può stimare. Ma certo è una cosa, siamo tutti convinti che ci sarà un rallentamento e quindi non avremo più tutte quelle risorse a disposizione. Quindi è importante che quelle risorse che ci sono vengano concentrate sul calmierare il caro bollette. Importante e positivo il tema del gas release, cioè il tema della quota di produzione nazionale di gas. Perché ha ragione il Presidente, noi consumiamo circa 75 miliardi di metri cubi all'anno, ma quella parte di gas non è che la estrarremo tutta immediatamente, a noi serve una parte di produzione nazionale che consenta di calmierare i prezzi e da dedicarli a imprese e famiglie, a imprese soprattutto per rimanere competitive. Adesso faccio anche una battuta, lei diceva 360 gradi, noi abbiamo avuto un ministro che diceva 370, ma vabbè, ma questo è perché voleva esagerare. E ricordo che negli anni 90 la produzione nazionale era di circa 20 miliardi di metri cubi, siamo scesi a 2 miliardi di metri cubi, quindi credo che ci sia lo spazio, in sicurezza ovviamente, per poter aumentare questa produzione e garantire a prezzi calmierati all'industria. Certo è che in un momento come questo ci colpisce però quello che sta succedendo a Piombino. In un momento in cui tutta l'Europa sta soffrendo e l'Italia soffre più degli altri per scelte scriteriate di decenni sulla politica energetica, si blocchi un rigasificatore per un colore della nave. Quando in Germania, da zero, in 200 giorni, era la notizia ieri sul Financial Times, hanno realizzato un rigasificatore. 200 giorni l'hanno già realizzato e le 5 navi che hanno acquistato, in teoria da lunedì, potranno iniziare a dare gas alla Germania. Ecco. Positivo anche l'annuncio di voler mantenere una barra dritta sulla finanza pubblica per non smarrire il cammino di discesa sul debito e sul deficit intrapreso dal governo Draghi. Un cammino di discesa perché ricordo a tutti che negli ultimi 11 anni il nostro debito pubblico è passato da 1.900 miliardi a quasi 2.800 miliardi. Una cifra pazzesca. E fosse servito almeno dal punto di vista della spesa sociale, ce ne faremmo una ragione. Ma noi abbiamo raddoppiato la spesa sociale, ma abbiamo raddoppiato il numero dei poveri. L'anno scorso 1 milione di italiani sono entrati nella fascia di povertà. Oggi sono 5,6 milioni. E quindi dovevamo fare questo, non perché è un interesse degli altri, ma perché è interesse del Paese tenere sotto controllo la finanza pubblica, specialmente adesso dove dobbiamo contrattare con l'Europa il nuovo patto di stabilità e crescita, che è fondamentale. E ci dobbiamo sedere a quel tavolo potendo contrattare con pari dignità degli altri paesi. Un'Europa che sull'energia è mancata completamente, come sta mancando completamente sulla politica industriale, un'Europa che non ci piace quando annuncia il regolamento sugli imballaggi. Non ci piace, primo, perché lo affronta in maniera ideologica, secondo, perché contravviene a quello che era lo spirito della Comunità Europea, cioè quello di fare le transizioni in neutralità tecnologica, mentre con questo regolamento si dà un'indicazione sul riuso rispetto al riciclo. Peccato che l'industria italiana sul riciclo ha investito da decenni. L'84% del packaging in Italia viene riutilizzato, pari a oltre 11 milioni di tonnellate. E non ci piace che lo si faccia con uno strumento come il regolamento, perché bypassa tutti i controlli rispetto a quello che sarebbe un approccio di direttiva. Quello che manca però
è una visione sul mondo del lavoro. Manca l'intervento sul cuneo fiscale. Qual è l'intervento che noi chiediamo? E lo chiediamo da tempo, un intervento shock, perché è ineludibile, inevitabile che bisogna in questo momento occuparsi di quegli italiani che stanno soffrendo di più, quegli italiani sotto i 35.000 euro di reddito, i cui morsi dell'inflazione, e peraltro in Italia è ancora bassa perché l'abbiamo assorbita nelle nostre filiere, l'aumento delle materie prime, l'aumento dell'energia, non lo abbiamo ancora scaricato tutto a valle, dobbiamo mettere più soldi in tasca a questi italiani. E lo possiamo fare solo tagliando le tasse sul lavoro. Taglio del cuneo contributivo, 2/3 a favore dei lavoratori e 1/3 a favore delle imprese. E ricordo che oggi lo paghiamo all'incontrario, cioè lo pagano 2/3 le imprese e 1/3 i lavoratori. Fare questo intervento vuol dire mettere in tasca a questi italiani 1.200 euro in più. Vuol dire una mensilità in più, strutturale, per tutta la loro vita lavorativa. Invece viene annunciato un mantenimento di quello che erano già i provvedimenti del governo Draghi. E su questo farò un altro passaggio, poi, se mi consentite, ma quello che viene detto è che non ci sono le risorse. Le risorse, se si vuole, ci sono, perché basta riconfigurare il 4-5% della spesa pubblica. Noi spendiamo oltre 1.000 miliardi all'anno, per la precisione 1.028, li ripeto, 1.028 miliardi. Allora, se in un momento di crisi nelle nostre imprese non fossimo in grado di riconfigurare il 4-5% del nostro conto economico, ci manderemmo a casa da soli. E faccio un esempio di dove si può andare a tagliare. Ci sono oltre 9.000 società a partecipazione statale, 1/3 delle quali sono in perdita, 1.200 delle quali hanno più membri del consiglio di amministrazione che non dipendenti. Io credo che qualche riflessione la si possa fare. E guardate che il lavoro è centrale e deve essere centrale nella politica economica di questo governo, anche se è un paese molto particolare il nostro, perché quando si inizia a parlare di lavoro si inizia a parlare di pensioni. E invece no, noi vorremmo parlare del perché questo Paese, anche nel momento di massimo boom economico, non riesce ad avere più di 23 milioni di italiani che lavorano, cioè solo il 37% della popolazione lavora. Del fatto del perché la partecipazione femminile al mondo del lavoro è così bassa, 10 punti sotto la media europea. Del perché abbiamo una folle burocrazia che ci obbliga ad andare al nostro dipendente un documento di 31 pagine, del perché ci mancano i profili professionali, del perché in questo Paese si pagano più tasse sul lavoro che non sulle rendite finanziarie. E come ha detto Papa Francesco alla nostra assemblea del 12 settembre, la miglior forma di ridistribuzione di ricchezza è creare posti di lavoro. Allora fatecelo fare. Lo abbiamo dimostrato, siamo in grado, siamo capaci. Ora noi capiamo benissimo che il nuovo governo, di fronte al quadro ereditato, all'emergenza energetica, ha difficoltà a mettere in legge di bilancio quei 5-6 punti di taglio contributivo che chiediamo, ma dovrebbe almeno indicare già la strada, mettere nella legge di bilancio che nel 2023 farà 3 punti di taglio e nel 2024 ne farà altri 3. Un percorso già deciso. E quindi mi rivolgo diretto al governo. Se il taglio del cuneo sarà inferiore alle attese perché tutte le risorse necessarie verranno messe sull'energia, lo comprendiamo. Ma se invece succede, come leggiamo, che anche nella prossima legge di bilancio si mette mano a nuovi prepensionamenti e nuovi bonus sull'IRPEF, allora non ci stiamo. Perché allora le risorse ci sono, ma si dirottano su altri capitoli. Non solo non capiremmo perché non si tagliano le tasse sul lavoro e si mettono più soldi in tasca agli italiani che soffrono, saremmo inflessibili a richiamare il governo alle sue responsabilità. Basta prepensionamenti per fini elettorali. Perché non è affatto vero che quota 102
potrebbe dal 1° di gennaio a pensioni solo nel caso in cui si avessero 67 anni e 42 anni di contributi previsti dalla legge Fornero, a parte che dopo 9 provvedimenti di clausole di salvaguardia noi abbiamo esodato anche chi esodato non c'era e l'abbiamo coperto. Ma è una falsità, perché restano ancora in vigore i 2 regimi transitori per il 2023 e il 2024. Resteranno in vigore i prepensionamenti previsti per i contratti di isopensione, quelli di espansione, le 27 diverse tipologie di lavoro usurante, quelle dell'Ape Soce, dell'opzione donna, e resteranno i prepensionamenti a carico delle imprese previsti dai fondi di solidarietà per le categorie bancari, chimici e farmaceutici. Ecco, grazie a tutte queste formule, anche nel 2022 la media dei pensionati in Italia sarà di 61,5 anni, non di 67, come partiti e sindacati continuano a sostenere per ottenere consensi. E i prepensionamenti continuerebbero a minare ancora di più il deficit previdenziale, che a legislazione vigente vuol dire che l'impatto sui contributi previdenziali sarà del 16,5% del PIL nei prossimi 2 anni. E non è peraltro vero che i prepensionamenti creano posti di lavoro per i giovani. Ce l'ha dimostrato quota 100. Io mi ricordo quando si discuteva che per ogni prepensionamento c'erano 4 assunzioni, dati dell'INPS, quindi non di Confindustria. È stato 0,4, neanche l'effetto sostitutivo. E allora basta interventi anche sull'IRPEF, perché si voleva fare un intervento organico, ma lo scorso governo la legge delega l'hanno lasciata cadere. E se si parla di intervento organico non è solo l'IRPEF, allora parliamo di IRAS, di IRAP. Ecco, io credo che bisogna essere molto attenti a quello che succederà. E anche ora sul tema del cuneo fiscale, stamattina ho letto un'intervista di un sindacalista che affermava che le imprese hanno già incassato incentivi a pioggia e che deve andare tutti ai lavoratori e alle famiglie. E come ha detto giustamente il Presidente Zaia, bisogna parlare di numeri, non di slogan. E molto probabilmente non si è accorto che nell'ultima legge di bilancio sono stati stanziati i seguenti importi per le misure espansive: 7,2 miliardi, pari al 17% per le imprese, 23,9 miliardi, pari al 56,2% per le famiglie, 3,5 miliardi, pari all'8,2% per interventi congiunti imprese e famiglie, e 7,9 miliardi, pari al 18,6% per investimenti pubblici, sanità, enti territoriali e altro. In sintesi, non mi sembra proprio che le imprese abbiano ricevuto interventi a pioggia. E ancora sul tema del lavoro. Questo è un paese che quando si parla di lavoro, la discussione è come trovare lavoro ai navigator, che sono rimasti meno di 1000 perché gli altri nel frattempo sono stati assunti nel pubblico. E noi dobbiamo trovare un posto di lavoro nel pubblico impiego a chi era stato assunto per trovare il lavoro a chi lavoro non ce l'aveva. Sembra una barzelletta, purtroppo non è così. Questi sono i fallimenti della politica che purtroppo pagano sempre imprese e famiglie. Oggi il fattore tempo è determinante. Abbiamo delle emergenze e vanno affrontate con urgenza. E dobbiamo affrontare le emergenze, quelle vere. Non perdersi in discussione su argomenti che sembrano fatti apposta per distrarci dai temi fondamentali. Allora sì, fate presto, ma aggiungo fate bene, perché oggi bisogna fare dei provvedimenti tempestivi, mirati, ben scritti, ben spiegati, e per far bene bisogna lavorare insieme. Ed è per questo che io tutte le volte nelle assemblee spero di avere la possibilità di una grande alleanza pubblico-privata nel Paese. E penso a quello che diceva Raffaele, PNCC, mi è piaciuto molto. Guardate, io ho fatto questa riflessione. Se oggi un bambino iniziasse le elementari, le finirebbe nel 2027, nel 2030 le medie, nel 2035 le superiori, nel 2040 l'università e nel caso facesse un PhD, 2042-2043. Vuol dire 20 anni di educazione e formazione.
Negli ultimi 16 anni abbiamo avuto 16 ministri tra istruzione, università e ricerca e buona parte delle volte chi arrivava smontava chi faceva quello precedente. Ecco, qui ci vuole un patto tra i partiti e la società civile, perché se vogliamo creare un percorso di formazione, di educazione che dia quelle competenze necessarie non alle imprese, al Paese, dobbiamo creare un patto ventennale. Un patto ventennale che si può fare, perché chi si ricorda Fanfani lo fece sulla casa e cambiò il volto della casa in Italia. E io quindi mi rivolgo al Sindaco Tommasi e al Presidente Zaia in quanto rappresentanti istituzionali: fidatevi della forza, della volontà di cooperazione, progettazione e innovazione di queste imprese, delle imprese di questo territorio. Fate conto su di loro, perché le risorse pubbliche non sono sufficienti per fare le cose che dobbiamo fare come Paese, per affrontare le sfide che abbiamo di fronte. Facciamolo insieme questo patto, facciamolo insieme questa scommessa sulla crescita, sull'inclusione sociale. Guardate, le imprese non votano alle elezioni, la politica spetta ai partiti, ma noi siamo affamati di crescita. Siamo la forza che in Italia non si scoraggia mai, lo abbiamo dimostrato in tutte le crisi. Nella crisi del 2008-2011 ne siamo usciti, ci siamo patrimonializzati, abbiamo investito in innovazione e ricerca, siamo andati sui mercati internazionali. Lo abbiamo dimostrato nella pandemia, abbiamo tenuto aperto, garantite la filiera della logistica, dell'agroalimentare, della farmaceutica, abbiamo riconvertito le nostre produzioni per fare dispositivi di protezione individuale che non c'erano più in Italia. Per noi niente è impossibile, per un imprenditore niente è impossibile. E in questo territorio voi l'avete dimostrato per decenni, per 2 generazioni, che hanno modificato la struttura delle imprese, da imprese medio, piccole, micro addirittura, che si sono invece proiettati nei mercati internazionali, le multinazionali tascabili. E nel salutarvi voglio proprio fare un piccolo esempio di cosa vuol dire questo patto, ricorrendo alle parole di un illustre figlio di Verona, 26 aprile del 1946. Pronunciava un discorso noto come Rapporto sulle 27 libertà. Ve ne leggo alcune frasi. La vita sociale non schiaccia, ma integra la vita individuale. Lo Stato interviene non per limitare la libertà della persona, ma per impedire abusi e reprimere violazioni. La libertà della persona, il diritto intangibile allo studio, al lavoro, alla corrispondenza, all'immigrazione, alla libera intrapresa non devono essere compromessi dallo Stato. Il centralismo è stata l'arma del dispotismo ed è una delle cause dell'ostilità contro il potere da parte dell'opinione pubblica. Oggi non basta il semplice decentramento amministrativo. Per garantire le libertà vogliamo non solo la riforma della burocrazia, ma uno Stato istituzionalmente decentrato. Le autonomie comunali devono avere il massimo sviluppo e così le regioni da istituire e potenziare. I rapporti tra future regioni e potere centrale devono essere determinati secondo il massimo favore di autonomia decentrata nel quadro dello Stato unitario. E il rischio separatista si sventa quanto più le regioni saranno direttamente rappresentate nella seconda assemblea legislativa. Queste parole, dopo 76 anni, sembrano quelle di un riformatore quasi sopra le righe. E invece no, era il primo discorso al congresso della DC pronunciato dal veronese Guido Gonnella, membro della Costituente e per decenni poi esponente di primo piano del suo partito e nei suoi governi della Repubblica. Quelle parole ci danno la piena misura di quanto i padri costituenti vedessero lontano con la loro passione politica comune, al di là del partito di appartenenza e delle fiere lotte di partiti che cominciarono purtroppo nel 1948. Vedevano lontano perché avevano una visione, un pensiero dell'Italia e del mondo. Credevano nel nostro riscatto e il Veneto e l'Italia costruirono in pochi anni l'impossibile. Torniamo tutti a quello spirito, a partire da Verona, ma in tutta Italia. Grazie.